Amici bellini, ci siamo quasi. Eccoci qua, passiamo via, passiamo senza dubbio al new streaming. Allora, devo spiegare una cosa per quelli nuovi, per quelli che si collegheranno all'improvviso, vedete il timer, reagiremo, faremo una sorta di telecronaca alla Supercoppa, quindi se siete capitati per caso, benvenutissimi. Guardatevi la live, capiate, il solito capiate, però nel frattempo ricordatevi che siamo sempre tifosi del Napoli, perché poi dopo cercheremo magari a fine partita di parlare anche un pochino della situazione del mercato, che vuoi parlare di mercato. Passiamo un po' a salutare tutti. Nel frattempo fatemi aggiornare subito il bannerino che non è più Napoli-Ascoli, facciamo tutto in real time perché la vita aumenta. Iscrivetevi al canale. Sì, anche. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Perfetto, e quindi no spoilers perché qualcuno magari si potrà collegare e guardarla insieme a me, c'è sempre un leggero ritardino, ma non ha importanza, è Bicarbo Napoli e tutte le cose belline. Salutiamo Forza Giorgio e San Giorgio Vincenzo, salutiamo Mauro Garofalo, salutiamo Angela Torre, Cristiana Campora, Time Paradox, Ferdinando, Stream Elements che sta funzionando, quindi potete usare sempre le solite cose, punto esclamativo Demme, scrivetelo immediatamente, tutto attaccato, punto esclamativo Demme. Buonasera Carlo Miele, buonasera Mino Nano, buonasera Torre Falanga, mettete i like, questa sarebbe una cosa carina per il canale, il Nightbot funziona, tutto a posto, Riccardo Lopresti. Allora ragazzi, ho saputo, il Mauro mi ha fatto sapere che è in Italia, è su Amazon Prime, quindi potete se vi va attivare la prova gratuita di Amazon Prime e poi magari ricordatevi di toglierlo dopo 30 giorni, altrimenti vi fanno fessi. Se poi vi fate Prime, fatemelo sapere che io sto su Twitch, scrivetemi un bel messaggio sotto, un bel commento a fine video e vi faccio sapere un'altra cosa. Buonasera Francesco Coppola, buonasera Marco Aveta, spiritoso. Ma buona domanda, non credo proprio. Boiz, tutto bene? Antonio? Calvarese al VAR, non ci posso credere, condemme pure io. Buonasera Gianni, buonasera Mariano. Dai Felice, ci siamo quasi. Uè, Torre Falanga, attenzione, Torre Falanga sembra un posto in Salento. Il mercato del Napoli è inferiore a quello di Pugliano. grande Torre. La fede in Gesù Cristo, Dio è nella Bibbia. Ciao carissimo, sei molto bravo, preparato, tatticamente simpaticissimo, forza Napoli sempre e speriamo nei 2 acquisti. Terzino è un vero regista, grazie amico mio, benvenuto e sempre sia lodato, ovviamente. Giorgio di San Giorgio. Buonasera Massimiliano, buonasera Cuore, purtroppo non posso amico mio, io posso fare solo telecronaca, reazione in diretta di tutta la partita, ma non posso rischiare che mi chiudano il canale, non ho i diritti, non lo posso proprio fare, abbi pazienza, però la telecronaca molto spesso è divertente perché nel cerchio di centrocampo, nel centro di cerchio campo, insomma. Buonasera Marco, forza Napoli, buonasera Riccardo, tutto bene, amen, e quindi amen. Somebody give me an amen. Quando sono andato in chiesa per la prima volta a New York, tutti dicevano amen, e io dicevo vabbè, amen, nel senso amen, sai, qualcuno mi dica amen, e invece loro intendevano amen, che si dice amen, sono quelle cose americane. Ciao Valerio TVB, sempre Forza Napoli, grazie Giovanni, ci siamo quasi, manca ancora qualche minuto, vediamo un pochino questa struttura con i 2 loghi giganti, bella roba sicuramente. Per chi tifiamo?
perché io ho Jorginho lì e mi fa piacere, non credo che abbia chance di pallone d'oro, credo che Messi, insomma, mo si parla solo di Messi, non lo so se però il passaggio al Parigi possa spostare un po' gli equilibri. Comunque Messi ha vinto la Coppa con l'Argentina quasi da solo, anche se in finale non tantissimo, però il resto della competizione l'ha vinta quasi da solo. Se Jorginho dovesse vincere, però non lo davano nemmeno tra i titolari, quindi non lo so, credo che sia in panchina. Credo sì, è in panchina Jorginho, mentre vediamo se il nostro Albiol c'è, capitano inamovibile. E allora ecco perché io indosso una maglietta gialla, perché i sottomarini ci fanno sorridere con il grande Raúl Albiol, indimenticato. Settimana scorsa sono andato a Castel di Sangro a supportare la squadra e vedendo i giocatori a due passi allenarti ho notato che KK da vicino fa paura sopportare quando fa le chiusure difensive. Sopportare. Forse non intende, c'è stato un autocorrection qua, Davide, ma sicuramente fa paura, sicuramente è l'effetto che ha avuto anche Spalletti quando l'ha conosciuto. Grazie Carlo per averlo ricordato, i like, un asse resterà a Napoli, non lo so amico mio, pare, allora se è vero come è vero che ha ricevuto un'offerta di 8 milioni più 8 da parte del Monza, sta a lui, perché il Napoli lo cederebbe volentieri a quella cifra e pare che lui non sia convinto che si voglia giocare una chance, comunque non è convinto di andare nel Monza. Non lo so. Quanto sei bella Angela, sei bellissima, grazie mille. Buonasera la selvaggina, ma quanto è bello il concept, il concept è bellissimo, l'ho postata sul mio, postato la maglia, non è la maglia del Napoli perché ma voglio aspettare, però ho postato questo concept di questo grafico sul mio Instagram Valerio Fluido. Se non mi seguite su Valerio Fluido siete completamente pazzi, perché lì posto le cose piccoline che magari non meritano un video. E mi piace assai, chissà se si avvicinerà o meno. Comunque come non, certo che ho avvisato nei gruppi vari, nei canali Telegram no, e infatti quasi la mando la notifica, ma ho avvisato nel gruppo dei mod e invito tutti gli utenti a salutare i mod. Però questa è buona Fabio, perché così mi ricordi di mettere anche ci può stare la notifichetta sul canale Telegram, perché magari non tutti hanno visto il video di ieri dove ho annunciato la live e quindi ci sta, siamo live, lo scriviamo subito al volo, incolla e sono i potenti mezzi. Voi che dite? Amen. E i donatori, bravissimo, esattamente Mariano, i dominatori dell'universo, sta facendo un comeback quel cartone. Ciao Cristian, ciao Matteo. No, tutto il contrario Mauro, Guido non è in vacanza, Guido è al lavoro, ha ricominciato il suo lavoro, insomma, col cinema, le serate di cinema dove lui fa vedere film e poi ne parla, insomma, cose belle che andrei a vedere veramente volentieri. Quindi è molto molto impegnato con il suo lavoro principale, che è quello di giornalista, analista sul cinema. Però ci sentiamo quando è possibile e presto lo ritroveremo in live sicuramente su questi canali. Luperto all'Empoli pare proprio di sì, 500.000 euro. Mbappé vuole andare via, ma non è possibile proprio che Mbappé vuole andare via, non ci credo che arriva Messi e Mbappé vuole andare via, non ci credo. Lascia perdere il resto della frase, lasciavola perdere, ma non ci credo. C'è Cialobà al centro della difesa, ma veramente, ma mica è lui. Ditemelo voi nei commenti se Cialobà è proprio lui, fatemi sapere, bravo versatile. Gabe,
Ecco qua, lo so, ma lo dovevi ripetere, fai bene a ripeterlo, perché io non ci avevo pensato, non ci avevo fatto caso, o meglio sì, i colori sono quelli, diciamo non è un giallo proprio Villarreal, quello del concept, è più un dorato, però è blu scuro, è giallo oro, potrebbe essere il Verona, e quindi noi diciamo Napoli-Verona, è un tributo a Napoli-Verona, quindi va bene così. Però su EA7 c'è una cosa da dire, da sottolineare, che è un rumor, non è sicuro. Dato che EA7 è stato ufficializzato come sponsor del Napoli, come main sponsor, potrebbe anche essere semplicemente uno sponsor, come lo è MSC, come lo è la Lete, come lo è la Garofalo, per esempio, in passato. Quindi come sponsor il Napoli potrebbe avere degli accordi per mettere la scritta dello sponsor sulla maglia, no? Un po' come Kimbo dietro all'epoca. Benissimo. Le magliette potrebbe anche non farle EA7 come sponsor tecnico, ma essere solo uno sponsor commerciale. Ho sentito questa notizia. E il Napoli potrebbe mettere la scritta EA7 qua come sponsorizzazione, facendo un pezzotto originale a magliette. Se vedi magari dietro, sai, come si chiama, la targhetta è targata SSC Napoli, per esempio, ma c'è scritto EA7 qua. Se è così, ragazzi, veramente visionario. Ma ci siamo quasi, si inginocchiano i giocatori del Chelsea, non si inginocchiano i giocatori del Villarreal. Non mi piace sta cosa, ma ognuno si senta libero di fare quello che crede. Attenzione, Ludovica, spettatrice silenziosa, ma ci sono sempre, attenzione, il timer, non vedo il timer, ma facciamolo partire. Penso che ci siamo col minutaggio. No, siamo già a 17 secondi, quindi recupereremo questi 9 secondi. Va bene, ringrazio Ludovica tantissimo, silenziosa, ma la tua presenza si sente e noi lo teniamo sempre presente anche nel gruppo degli abbonati. Quando qualcuno esce fuori dal seminato, noi ricordiamo sempre che ci sono presenze femminili che meritano rispetto e tutte le cose belline. Vediamo il Chelsea in possesso palla, quando non me lo fa fare Tore Falang. Fatemi vedere la vera maglia 7, è fantastico. No, veramente, se veramente è una genialata che io non vedo l'ora di grande Nicola, grande Luigi, esatto, Yellow Submarine. Ragazzi, parto, voi che siete quelli là più esperti, quelli là più della prima ora, se scrivono qualcosa in chat che ha bisogno di una risposta, sapete cosa fare. Mentre parte in contropiede il Villarreal, attenzione, c'è Chalobah, non mi avete detto se Chalobah è proprio Chalobah, ci prova, non ce la fa, ma va bene. Kanté con la fascia di capitano suona la carica per il Chelsea. Ovviamente non ci sarà Lukaku, non ha fatto in tempo con il transfer probabilmente, ma mi dovete dire il fatto di Chalobah, che sono molto, anzi vado a controllare da solo se Chalobah è proprio Chalobah, quello là che conosciamo noi. Trevo Chalobah, no, non è lui, non fa niente, ce lo teniamo lo stesso. Chalobah, Zuma, Rudiger. Poi abbiamo Odoi, Kanté, Kovacic al centro di cerchiocampo, con Alonso sulla sinistra, non Chilwell, Ziyech, Arbenz e Timo Werner in attacco, mentre risponde il Villarreal con Dia, Moreno e Pino in attacco, un altro Moreno, Alberto Moreno, quindi se dico Moreno uno lo acchiappo sicuramente, Capué, Trigueros, Pedraza, di cui si parlava anche in orbita Napoli, terzino sinistro, Pau Torres, ben famoso difensore centrale con Albiol, e Foyt sulla destra, Asenio è il portiere, Mendy è il portiere del Chelsea, e vediamo cosa andremo a vedere in questa partita. Bevo perché non posso far vedere, ho chiesto la sponsorizzazione al Chinotto San Pellegrino, vediamo se ci faranno la grazia. E quindi si muove la linea 3 del Chelsea,
3-4-2-1 in stile Atalanta, se vogliamo, una squadra compatta che sa quello che deve fare. Vediamo subito in movimento Timo Werner che cerca di mantenere il possesso di palla, recupero alto del Chelsea, Marcos Alonso, duro l'intervento su di lui, chiama il fallo. Io me lo guarderei questo Marcos Alonso, mi concentrerei su Alonso, perché qualcuno diceva no ma non è buono, non va bene, però noi ringrazio Napoli Sono che senza messaggio vuole supportare, lo ringrazio tantissimo. Vedi Mertens che è pure tornato. L'avete visto come è importante Mertens nello spogliatoio insieme a Sarac, hanno fatto quel bordello. Mertens è ancora importantissimo. Si muove Kovacic, Kanté gira la palla sulla destra per Chalobah, perché è proprio lui, ma non è proprio lui in realtà. Chalobah gioca nella zona di Campagnaro, per intenderci, terzino destro ma centrale, diciamo il terzo centrale a destra, con Zouma al centro della difesa e Rudiger che ora avanza, serve Alonso, Rudiger lascia sfilare per Kovacic, parte il lancio di Kovacic, attenzione, c'è il cross al centro e Pau Torres libera in fallo laterale. C'è stato il cross di questo Odoi, il numero 20, Hudson Odoi. Bello il lancio di Kovacic, volto conosciuto del campionato italiano. Insomma, è una squadra, il Chelsea, che quest'anno con l'acquisto di Lukaku vogliono provare ad assaltarla questa Premier League, però Manchester City, attenzione, buona palla per Alonso, il cross al centro è buono, mi è piaciuto Marcos Alonso, subito mi è piaciuto Marcos Alonso moltissimo, l'inserimento, bello il passaggio di Rudiger, Marcos Alonso parte in posizione regolare e riesce a mettere un cross basso che attraversa tutta l'area di rigore, come dicono quelli bravi, ma nessuno è riuscito ad intervenire. Parte il cross e a terra Rudiger, attenzione, c'è il tiro di Werner e parata traversa, rivedremo il replay, non ho capito se è stata miracolo parata con l'aiuto della traversa o meno. Prima occasione importante per il Chelsea, che sta facendo ovviamente la partita rispetto alla partita col Manchester, dove si sono difesi per maggior parte della gara. In questo caso attaccano, impostano, ancora un cross, ancora un pallone recuperato da Kanté, scambiato con Zouma, ancora Kanté, alza la testa, c'è Harvez che scambia con Chalobah, ancora Odi, e lo stesso Chalobah torna da Zouma, ora è Rudiger. Ho imparato i giocatori del Chelsea, riesco a fare la telecronaca per il Chelsea. Marcos Alonso, sì, devo solo capire bene tra Ziyech e Harvez, che hanno numero 22 e 29, credo di potercela fare. Kovacic, ancora il Chelsea in possesso palla e Kanté ora a muoversi nella zona di Allan per farvi capire insomma in quale zona del campo ci troviamo. Ancora Kovacic in zona Jorginho che alza la testa, avanza, cerca un'idea, ancora scambia con Kanté, il pallone per Odi, ancora vediamo Zaic che cerca spazio ma non lo trova, ora c'è un passaggio al centro impreciso ma recupera palla molto bene Kovacic immediatamente, molto alto. Ecco, io farò sempre dei paragoni con il Napoli, c'è un recupero palla alto che è quello che Spalletti chiede a questa squadra. Attenzione al cross, troppo alto, troppo largo da parte di Odi. Callum Hudson Odoi, quale Odi? Odoi. E qui rivediamo il replay con questo tiro di Werner e la parata, niente traversa, parata sulla traversa, parata del portiere del Villarreal. Inquadrato Tuchel,
coach vincitore della scorsa edizione della Champions League. Ora c'è un pochino di macello a centrocampo, risolve Kovacic, ancora il passaggio verso Marcos Alonso che fa un buon aggancio. Ragazzi, altra cosa che mi è piaciuta molto di Marcos Alonso, Kanté, ora è Harvez, il cross al centro, Marcos Alonso non ci arriva, libera, ma guarda Kanté come recupera sto pallone senza dubbio, il tiro di Kanté, recupero palla, cerca lo spazio, carica il destro e lo stringe un po' troppo. Io tifo per Giorgio di San Giorgio, Hope Golden Ball. Ah, Giorgio San Giorgio, tu intendi ovviamente Giorginio, caro Fabio. Mamma mia, guarda Kanté. Grazie Fabio. Grazie sempre, non va lontano dal palo il tiro di Kanté, disperato, no, Tuchel non è disperato, applaude bene, applaude, contento della manovra. Ancora Harvez in pressing altissimo, si libera bene del pallone, il difensore del Villarreal che ora proverà a scrollarsi di dosso questo attacco importante del Chelsea in questi primi 9 minuti. Vediamo se riusciranno a portare dei pericoli nella difesa dei Blues. Adesso c'è un buon intervento, sarà un Moreno che riesce a crossare, credo sia un Moreno, uno dei Moreno sicuramente, è uno dei Moreno e c'è l'applauso da parte di Unai Emery, lo specialista dell'Europa League, uno specialista dell'Europa League, la vince sempre con tutte le squadre. Riparte il Chelsea con Fazzolettino dal basso. C'è un errore grave da parte di Odoi, non si intende con Chalobah e ci sarà calcio d'angolo per il Villarreal. Il Chelsea ci deve spiegare, Chelsea-Villarreal, come fai a sbagliare i passaggi a 1 metro? Siete d'accordo con Abramovic per non vincere la Coppa al 100%? Parte il numero 14 che però non conosco il nome, vediamo se riesco a recuperare pure i nomi del Villarreal. Trigueros, parte Trigueros dalla bandierina, non riuscirò mai a imparare pure i nomi di questi qua, ma al centro vediamo muoversi tante maglie gialle, attenzione, cerca Pau Torres e Albiol ci è andato vicino ma viene fermato da Kanté, ma Albiol ferma di nuovo Kanté, va verso l'altra bandierina e prova il cross che non è male, bravo Raul, attenzione ancora palla che spiove, si difende ora il Chelsea e Marcos Alonso libera senza pensarci su 2 volte. Albiol ha avuto l'opportunità di ribadire a rete, si libera e tira al volo di sinistro, cicca il pallone, Kanté non riesce a liberare Albiol, la recupera, la mette al centro, bravo Raul, io esulto uguale, chi vince esulto uguale, mi farebbe piacere di più per Raul Albiol perché forse è una delle ultime finali che si gioca nella sua carriera, insomma l'età è quella che è, poi parliamo sempre della squadra più piccola che magari ha il sogno di battere la squadra più grande, ci fa più piacere perché noi siamo sempre per Davide contro Goliat, sempre, però ovviamente Jorginho nel momento in cui se entrerà nel secondo tempo terremo un occhio su Jorginho costantemente. Pallone recuperato da Harvez, ancora in possesso palla, ora lo recupera il Villarreal che tenta il contropiede, si muove uno dei Moreno sicuramente, no, è il 24 che commette fallo, è proprio Pedrasa, quindi daremo un occhio ai 2 terzini sinistri, non che in Napoli, perché siamo quasi sicuri che si resterà con Zanolli, Di Lorenzo, Malquit, Mario Rui e Gulam, ma in panchina per il Villarreal c'è anche questo Estupignan che insomma se ne è parlato per il Napoli, un terzino sinistro molto tecnico che però non parte da titolare. Attenzione a Timo Werner, cerca il passaggio sulla corrente Zajc che però non riesce a intervenire sul pallone, riparte il Villarreal, c'è un intervento di questo Odoi, vediamo se è intervenuto con un braccio su Capué,
Capué che sfoggia un capello ossigenato un po' alla UNAS. Si riparte con Pau Torres che cerca di impostare, supera con un dribbling Kanté, e questa è una notizia. Ancora è Villarreal che cerca spazio ma viene fermato il numero 24, ancora Pedraza. Quindi 2 cose buone di Marcos Alonso, 2 cose così e così di Pedraza. Quindi dovendo scegliere io mi prendo il numero 3 del Chelsea, ve lo dico tranquillamente. Siete 105, il che è un bel numero per essere qui a vedere una cosa che non riguarda il Napoli. Bravi, lasciate un like per cortesia, il like di cortesia, perché comunque i mod sono qui per voi, perché sono qui per me e perché ci facciamo in modo di perdere la voce anche quando non riguarda il Napoli. Attenzione, 20 secondi in anticipo rispetto... Allora, io sono esattamente tipo una decina di secondi rispetto al mio DAZN, con il timer. 20 secondi in anticipo rispetto a Prime diventa complicata. Avrà più senso per chi se la guarderà in differita. Tu proprio, amico mio, che te la stai guardando in differita perché magari durante la live stavi facendo altre cose o te la sei vista da solo così. Tu che ti stai guardando questo video dopo, scrivi sotto nei commenti: sì, me la sono vista dopo. Proprio così, sì, me la sono vista dopo. Sei il mio eroe, lo sei, perché guardarsi la live dopo, ma fai bene, anche perché poi escono degli spunti che fanno storico, che magari, capito, io dopo richiamo in un video successivo e chi se l'è perso non capisce. Quindi fate bene a guardarvela dopo, perché non si può mai sapere. E lo sappiamo che gli addetti ai lavori guardano, e come se guardano, e se guardano. Bravi, l'urcate, c'è sempre da imparare. C'è sempre qualcosa da imparare da parte di tutti. Io me le guardo tutte le trasmissioni, qualcuna non la sopporto. Ancora Cialobà in possesso di palla, Kovacic la gira verso Rudiger che gioca molto avanzato. Questa è una posizione che abbiamo già visto. Rudiger gioca praticamente da mezzala sinistra, inciampa Kovacic ma non perde il possesso di palla. Ancora Cialobà, molto molto alti i difensori centrali del Chelsea, con il libero Zouma, il centrale, che ora lascia il pallone al Rudiger. Pallone di esterno per Timo Werner, c'è una leggera spinta, Timo resiste alla carica, scambia con Alonso, passaggio per Arvez che ora torna da Kovacic. Ancora Cialobà e ancora questo Odoi sulla fascia destra che punta l'avversario, che è Pedraza. Ancora Kanté e riparte dalla difesa il Chelsea, fa girare bene palla. Giorgio Mele, stupignam, e quando stupignam. Giorgio è proprio dura. Voi l'avete sentite le parole di ADL? Ha lasciato quel convegno, insomma c'era il convegno, per chi non l'avesse seguito, c'era un convegno con una banca, insomma si parlava di finanza, le solite cose, e ADL a un certo punto, dopo un intervento, dice: adesso me ne devo andare perché devo andare a parlare con Spalletti, abbiamo innumerevoli problematiche e devo andare a parlare, dove abbiamo un summit che subito i giornali hanno detto summit di mercato, bisogna vedere insomma di cosa avranno parlato. Probabilmente, io credo che gli abbia chiesto: ma tu con questa rosa ce la fai? Se non facciamo, perché non facciamo niente, con questa rosa ce la fai? Se entrano 2 lire, qual è la tua priorità? Questa è la domanda che ADL deve fare a Spalletti, e sinceramente io non so quale possa essere la priorità, perché ci serve un centrocampista, è indubbio, ci servirebbe un terzino, ma credo che non sia più la priorità proprio per un fatto numerico, perché possiamo rimanere con i 5 che abbiamo, diciamo 5. Gulam si sta allenando, quindi lo recuperiamo a un certo punto, speriamo che torni in forma. Al qui Di Lorenzo, Mario Rui, Gulam infortunato e Zanoli, quindi in questo momento io credo che il terzino non sia più la priorità. Centrocampo deve essere una priorità
e dobbiamo tenere d'occhio la difesa, ragazzi, perché in questo momento difensori centrali abbiamo solo Koulibaly, che spero non abbia offerte, Rrahmani e Manolas. Luperto all'Empoli, un altro difensore lo devi chiamare per forza, altrimenti devi fare il solito adattamento di Di Lorenzo e da una parte la coperta diventa corta, non c'è dubbio sotto questo punto di vista, quindi gli avrà chiesto le priorità e poi ha detto chi c'è, chi non c'è non c'è, che è una frase che mi potete commentare voi dopo, io non la so interpretare sinceramente. Attenzione al cross di Zajc che non va a buon fine, ancora Chalobah, ancora Kovacic, trova un buon filtrante per Zajc, il cross, il pallone tra le braccia del portiere in completa tenuta fucsia, perché il portiere del Villarreal è in completa tenuta fluo, e ora si riparte da Pedraza sulla sinistra, che torna da Pau Torres, che torna dal portiere, che lascia a Raúl Albiol. Avanza il bravo difensore spagnolo, lascia il pallone pensa a un Moreno qualsiasi, non lo so, il numero 8. Come faccio io a sapere pure i numeri? No, è Foyt, il terzino Foyt, mentre viene messo a terra Capué, Osimhen. Quando siamo al 19esimo e 45 secondi, non 35, non fatevi ingannare, non posso ovviamente sistemare il timer in questo momento, siamo 10 secondi in ritardo, ma il timer serve più a chi magari dopo vuole cercare degli highlights all'interno di questa live, insomma cercare magari dei momenti. C'è questo fallo per esempio di Rudiger su Gerard Moreno e magari voi volevate vedere proprio questa cosa qua, più o meno al 20esimo lo trovate la mia reazione al riguardo. Vediamo chi batterà questo calcio di punizione. Penso sia Trigueiros con Alberto Moreno al suo fianco. Si muovono i difensori del Chelsea per stringere le marcature, parte Trigueiros, il cross è leggermente arretrato, c'è il colpo di testa di Zouma e perfeziona il disimpegno Arvez, ma non benissimo Capué. Ora è Alonso in posizione molto molto strana, causa calcio di punizione. C'è un grave passaggio da parte di Odoi, ci mette una pezza Kanté, una pezza importante perché non solo non perde palla ma la fa carambolare anche in fallo laterale per il Chelsea. Come va? Tutto bene? State tifando? Vi interessa? Non vi interessa niente? Io ho bisogno di campo, ho bisogno disperato di campo, di partite, non ce la faccio più. Confermata a quanto pare la amichevole, attenzione Marcos Alonso, è buono, grande movimento e grande passaggio in profondità per Timo Werner, che però arriva fino in fondo e la palla sfila accompagnato da Albiol fuori dal campo. Bravo Raúl, ma Alonso ha fatto un'altra cosa molto molto interessante di esterno sinistro. Bravo Albiol qui a controllare Timo Werner, a costringerlo a toccare il pallone una volta in più. Ah, perché su questo campo c'è la discesa. C'è una brutta discesa alla fine sul fallo sulla linea di fondo e quindi si scevola e si rischia brutto. Ah, errore grave! Attenzione, Kanté in aria, controllato da Albiol. Ottimo, Albiol blocca Kanté che poteva andare al tiro e riesce a disimpegnarsi. Ora è Villarreal, c'è stato un momento di panico. Albiol ci ha messo una pezza. Mi sta piacendo Albiol, mi sta piacendo Marcos Alonso, mi sta piacendo ovviamente Kanté. Marcos Alonso ancora lotta sulla fascia, la palla è ancora sua, non molla di un centimetro e poi guadagna il fallo. Hai guadagnato il fallo. Jeremy falloso, l'intervento di Jeremy Jesus Pino Santos,
Marcos Alonso, ragazzi, Marcos Alonso mi sta piacendo. E chi l'aveva fatto il nome di Marcos Alonso quando tutti parlavano di Emerson Palmieri? Da New York Valerio Fluido a un certo punto ha detto: se il Chelsea arriva ad offrire Marcos Alonso all'Inter nel pacchetto Lukaku, vuol dire che è molto più in uscita rispetto ad Emerson. Attenzione, il cross, il pallone è liberato, ancora Marcos Alonso recupera e smista per Harvez. Attenzione, ancora questa è buona e non riesce ad arrivare al tiro Chalobah che tiene un baffetto niente male, angarrata Nuvaf, veramente interessante, mette palla a terra ma non riesce a ribadire. Insomma, Marcos Alonso, perché evidentemente è meno nelle idee dell'allenatore, in questo momento sta giocando, parte il calcio d'angolo, libera tutto, però mo sta giocando la finale Supercoppa, quindi sale il prezzo. Era un'idea che dovevi avere molto prima, non ci pensate proprio più. Rudiger, benvenuto Stefano Esposito. Ora io non so se tu sei lo Stefano Esposito che io conosco oppure no, ne conosco un paio, ma benvenuto al nuovo iscritto Stefano Esposito. Come vedete, se vi iscrivete al canale fate arrivare dei palloni qua nella mia stanzetta ed è anche divertente, è anche uno sfizio. Ancora un cross per Odoi che mette bene a terra questo pallone, cerca spazio in aria, ora è Harvez che tutto mancino cerca di andare fino in fondo ma si allunga troppo il pallone, anzi no, era Zaic che viene fermato in calcio d'angolo e va proprio lui dalla bandierina. Arrivano i saltatori del Chelsea, Harvez, Chalobah, Rudiger che cerca uno spazio, parte il cross, non ci arriva Timo Werner. Somiglia un po' a Immobile questo Timo Werner, con questo capello biondo un po' sfumato. Avete sentito Immobile che ha detto che ha chiesto a Insigne di Sarri? Ha detto sono già preparato perché so tutto di Sarri, che me l'ha detto Insigne. E beh, secondo me dobbiamo stare attenti alla Lazio quest'anno, dobbiamo stare molto attenti alla Lazio. Tutti parlano della Roma, giustamente, perché la Roma con Mourinho fa parlare di sé, perché la Roma comunque il mercato lo sta facendo. Hanno ufficializzato Vigna a sinistra, hanno preso Shomorodov, non lo so dire, non lo so come mi chiamo. Adesso cedono Dzeko, ma pare stiano prendendo proprio Abraham dal Chelsea, quindi da tenere d'occhio la Roma, ovviamente. Però pochi, come al solito, stanno parlando della Lazio e secondo me, attenzione, il tiro ed il gol, passa in vantaggio il Chelsea con Zaic su cross. Rivediamo, non so se era Timo Werner chi ha effettuato il cross, e di prima intenzione Zaic ribadisce in rete e passa in vantaggio il Chelsea 1-0 quando siamo al 26esimo e 52 secondi, non è vero? Rivediamo Timo Werner che è in fuorigioco. Marcos Alonso parte con un passaggio bellissimo, diciamoci la verità, per Harvez che di prima la mette di sinistro. Marcos Alonso, ragazzi, grande verticalizzazione, e diciamole le cose come sta, diciamole, grande verticalizzazione. E Pedrasa non è riuscito a chiudere su Zaic. Napoli su Pedrasa. Ma perché così? Perché così? Non è vero, il nome di Pedrasa non c'è più. Si arrabbia moltissimo Emery. Si arrabbia moltissimo. Abbiamo cambiato, ma dobbiamo mettere di nuovo il bannerino che nessuno lo vede. Io lo metto lì che scorre, ma nessuno lo vede mai. Sapete perché? Perché ogni volta che uno entra scrive sempre: ma quando stanno? Allora non so vedere. Se lo metto così, vediamo, così forse si vede di più. Boom, spoiler in realtà è enorme.
potrebbe vedersi di più. Qualcuno viene e dice ma quando è finito, ma quando sta come al solito, ma insomma. Rivediamo questo cross intercettato da Marcos Alonso. Chiedono un intervento con il braccio che non c'è. Bene anche in fase difensiva Marcos Alonso. Mo mi sto ingrippando. Recupera palla Zaic, porta avanti questo pallone, ora è Harvez che cerca di girarsi, arriva Marcos Alonso, gli cede il pallone, è costretto a girarsi il numero 3 del Chelsea, che riparte ora da Rudiger. Chalobah per Odoi, ancora Chalobah, chiama in causa Zuma. Rudiger, Kovacic, manca Jorginho, si vede, ma Kovacic sta facendo una buona partita da centrale di centrocampo e Rudiger ora sventaglia dall'altra parte, c'è l'intervento di testa, ma il Chelsea recupera di nuovo il pallone. Ancora Odoi che ora taglia tutto il campo per vie centrali, Kovacic, Harvez, c'è stato un movimento di Marcos Alonso che ringrazia, era venuto incontro il terzino mentre Harvez aveva avuto un'idea di profondità, non la prende bene decisamente Zaic, ma quanto basta per portare il Chelsea in vantaggio. Ora c'è un intervento di Zuma non perfetto, c'è un'occasione per il Villarreal che punta, attenzione, il tiro del numero 21 rimpallato, il numero 21 era Yeremi Jesus Pino Santos, che però non rappresenta un pericolo per Mendy. Faccio imparare i nomi, almeno quelli del Chelsea adesso li riconosco, quelli del Villarreal un po' meno, hanno tutti lo stesso taglio di capelli. Parte Rudiger con il lancio per Timo Werner, controllato da Raúl Albiol che lo ferma in maniera pulita e rilancia, mentre Gerard Moreno si porta il pallone in fallo laterale. Bene Albiol in questo caso nell'occasione del gol sul cross di Harvez, insomma non è stato impeccabile, non era neanche facile, ma cerca, hai capito, tra le linee Harvez, vediamo, cerca spazio da quella parte, ora scambia con Kovacic, ancora Chalobah, ancora Kovacic in possesso palla, il Chelsea la fa girare bene, ora c'è Rudiger, ancora Marcos Alonso, vediamo che con questo esterno invita Harvez al dribbling, la palla è ancora del Chelsea. Marcos Alonso, devo riscrivere il titolo di questa live, si chiamerà Marcos Alonso, guardando Marcos Alonso Cam, perché è evidente che non sto guardando altro. Albiol per Pau Torres, si torna dal portiere, il Villarreal non riesce a scuotersi e a reagire al gol subito, il Chelsea è ben messo in campo e fanno buona guardia. Vediamo ora il 14 che è Trigueiros, che prova ad invitare allo scambio. Adesso è il numero 8 che avanza, che è proprio Foyt, il tiro, la grande parata di Mendy, parata in uscita, c'è stata un'occasione molto importante per il Villarreal, non è finita, ancora un tiro e ancora si salva in affanno il Chelsea. Ha fatto un macello ora costui, ma su questa occasione, questa discesa di Foyt molto centrale, c'è stato il tiro da parte di Dia, credo, Boulaye Dia. Ci sono tifosi del Villarreal che imprecano, ma c'è stata una buona uscita bassa da parte di Mendy e quindi questa azione sfuma, reazione che è arrivata da parte del Villarreal, un'occasione
anche per loro è importante. Fallo laterale per il Chelsea, va Marcos Alonso, aspetta il movimento dei compagni, ce n'è poco, a dire la verità. Si deve tornare da Rudiger, che con il suo solito incedere un po' curvo, l'alto difensore ex Roma, vecchia conoscenza di Spalletti, diventato ormai perno inamovibile a sinistra qui in questa difesa a 3 del Chelsea, che ora si riparte dal portiere Mendy. Non spoilers, real time, Chelsea Villarreal 1-0, non spoiler, lasciate un like. Ancora palla per Alonso che arriva fino in fondo, il cross riesce a metterlo, c'è l'anticipo su Timo Werner, ma Marcos Alonso recupera un altro pallone, ma allora è proprio la partita sua. Attenzione proprio a lui, mamma mia! Stava segnando Marcos Alonso su passaggio di Zaic. Marcos Alonso che si era ritrovato al centro dell'area, di prima intenzione riesce a toccarla di sinistro e il portiere fa una grande parata. Il tiro andava a finire a fil di palo. E se ti emoziona Alonso, sei abituato alla ciofeca. E ragazzi, ma che partita sta facendo Marcos Alonso? Fabio, versatile. Noi non è che è chiaro che siamo abituati alla ciofeca, noi stiamo addirittura dicendo facciamo giocare Zanoli. È normale che Alonso, quando fa quello che deve fare, mi emoziona. Che ci posso fare? Che ci posso fare io? Se questo è l'andazzo. È pure un bel ragazzo, insomma, che sta molto a chioma. Chiedo alle amiche bellissime, non lo so, le amiche belline cosa ne pensano proprio a livello estetico. Oggi ho visto una storia di David Beckham e sono diventato ufficialmente gaio, perché David Beckham non si può guardare proprio da tutte le latitudini. Però Alonso secondo me è un bel ragazzo. Chiedo a voi, non sono molto esperto. Calcio di punizione per Zaic. Ancora vediamo la parabola probabilmente ad uscire con il suo sinistro. Eccola, complicata per il portiere. Ci arriva Zouma per un attimo non è riuscito a tener basso il pallone. Questa era una buonissima occasione. Il portiere in uscita, un po' a metà, ha disturbato sicuramente il tiro al volo di Zouma. Niente male, il Chelsea legittima il vantaggio sicuramente. Più pericolosi del Villarreal in questo momento. Primo pressing da parte di Timo Werner, lo accompagna Zaic, ora è costretto al fallo laterale. Ancora Alberto Moreno, recupera palla il Chelsea, ora c'è pressing alto del Villarreal, non molla Chalobah, ma è costretto a portarsela anche lui in fallo laterale. I sottomarini non mollano, ma è una partita dura. Non abbiamo nemmeno tanti minuti nelle gambe, vero ragazzi? Non è facile giocare di 11 agosto, che poi è pure martedì. Ah, non è vero, non è martedì, è mercoledì. Non fate parte del canale. Se faceste parte del canale, se foste iscritti al canale, sapreste che è sempre martedì. A me serve proprio per quello. Quando uno arriva e dice ma com'è martedì? Certo che è martedì. Che non lo sai? Benvenutissimo allora. Se non lo sai, benvenuto. Lo saprai dalla prossima volta. Ancora recupero palla, Kanté. Parte Kovacic, si allunga il pallone, viene spinto da dietro e chiama un fallo al contrario l'arbitro. Lo manda a quel paese Kovacic, rivediamo. Cosa ha chiamato l'arbitro qua? Ah, forse l'abbraccio con le mani da parte di Kovacic dopo la spinta che l'arbitro non ha valutato come fallosa, quindi ha chiamato il fallo di mani senza ammonire Kovacic, dando il fallo al Villarreal. Interessante.
Attenzione, c'è una palla profonda, Marcos Alonso, la diagonale, un po' pericolosa, ma riesce ad accompagnare il pallone in calcio d'angolo. Sottolineiamo la fisicità, qualcuno me lo dirà nei commenti, quanto è alto Marcos Alonso, che poi ne parliamo delle diagonali di Mario Rui. Io credo che Marcos Alonso sia più o meno alto quanto Rudiger, se qualche centimetro in meno forse bastiamo là, e quindi parliamo di 6.2, 6.3 probabilmente, parlo di fit. Fatemelo sapere. Colpo di testa di Zuma a liberare. No, era proprio Rudiger. E ora c'è un fischio. Rivediamo di cosa si tratta. C'è Zaic a terra. È stato probabilmente un fallo di confusione non rilevato dalla terna arbitrale. Qualcuno mi diceva che al VAR c'è Calvarese, non lo so, non ne ho idea, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. Tuchel ha un capello veramente discutibile. Rivediamo. Ah, la spalla di... Ecco, no, non capisco come, perché l'avversario non ha fatto praticamente nulla. Forse si è girata la spalla. Si è girata la spalla in un movimento non congruo. Insomma, un infortunio alla Kirikesh o alla Mertens. Scuote il capo Tuchel e si scalda l'americano. Si scalda Pulisic con parastinchi patriottici americani con la maglia. Quelli sono troppo patriottici, quelli non vogliono sapere niente. Addirittura l'aerosol per Zaic in campo. Ho visto un aggeggio tipo aerosol. Sì, proprio i parastinghi, capito? Da una parte le stelle e dall'altra le strisce. Sì, credo che non ce la faccia Zaic. Rivediamo il passaggio filtrante di Marcos Alonso per Harvez. Il cross di prima intenzione, Zaic prendendola male. Fa 1-0. Fa 1-0 per il Chelsea. Alle volte la devi prendere male, la palla schiacciata a terra che rimbalza male. Questo ha fatto tipo una cosa alla TikTok. Ragazzi, si esce scemi con TikTok. Io l'ho scaricato perché qualcuno mi aveva detto: ma tu dovresti stare anche su TikTok. L'ho scaricato per capire che si esce scemi. Non si può. Il livello dei video che poi si presentano uno dietro all'altro e sempre più cretini, e tu stai là a guardare così, dici: ma che sto vedendo? E aspetti, e ne guardi un altro perché aspetti qualcosa di meaningful, no? di significativo, che abbia un significato, e non ci puoi credere. Guardi il telefono per 10-15 minuti, scorri cose, gente che fa altro video, ma che mi hai voluto significare con te che stai facendo così? Che video è? E quindi finisci per guardarli perché aspetti qualche cosa, che succeda qualcosa di interessante. Non succede e continui a scorrere i video di TikTok. Instagram sta diventando tale e quale, perché poi passano da là a là. Quando entra Christian Pulisic, ma forse sono io troppo vecchio, magari per i giovani va bene, è una forma di comunicazione un po' vacua, chiedete a me, ma tant'è. Gamba fa, tant'è, questa è la realtà che viviamo. All'epoca c'era MySpace, io ero su MySpace, poi è arrivato Facebook io mi rifiutai per tanti anni di andare su Facebook, poi ho dovuto cedere per la musica
E adesso stiamo su YouTube. Ah, ma va. Ho detto i nomi di tutti i social possibili e immaginati, adesso mi chiudono il canale. Ma no, non mi chiudono, perché non è che vi ho invitato a lasciare qua e andare là. Anzi, tutto al contrario. Sto spiegando che, attenzione, la diagonale ci arriva prima Rudiger, preso alle spalle stavolta Marcos Alonso, ma c'è guarda, c'è un po' di maretta tra Rudiger e Foyt. Ci sarà, penso, un giallo per Rudiger. Rivediamo molto arrabbiato Emery. Vediamo la scivolata di Rudiger, mi sembrava sul pallone. Cercano di metterla sul nervosismo in questo momento quelli del Villarreal, per portare l'arbitro a un cartellino magari, che in questo momento arriva. Giallo per Rudiger, incredulo, rivediamo effettivamente la pericolosità di questo intervento, ma veramente pulito, prende solo il pallone, poi dopo sì, è chiaro, prende pure la gamba cadendo, ma prende solo il pallone, cioè non è nemmeno una scivolata che poi diventa pericolosa. Lui arriva pulito proprio sul pallone, non è per farvi capire come fa ad arrivare il giallo se l'avversario non era in possesso di palla. Lui entra pulito sul pallone, nella corsa l'avversario finisce sulle gambe di Rudiger, non può essere cartellino giallo, ma non è nemmeno fallo. Se vuoi dare proprio il fallo, ma proprio perché? Ma il giallo è difficile, No, la trovo una decisione veramente complicata. Cartellino giallo per Tuchel anche, che non ci sta, che sicuramente gli avrà detto queste cose qua. Giallo anche per l'allenatore. Quando siamo in questo momento nei minuti di recupero, pausiamo il timer per il secondo tempo e vediamo un pochino Alberto Moreno. Calcio di punizione interessante al limite dell'area, può crossare, potrebbe anche andare in porta, ma potrebbe andare in porta. Vediamo se Moreno ha questa idea, non la lascia. Il cross basso libera Kovacic o Kovacic, ci sono 3 minuti di recupero, quindi ancora un paio da giocare. E poi passeremo ai vostri commenti. Raúl Albiol in possesso di palla. Serve Trigueros. Il passaggio in profondità ora per il 21, che è Pino Mauro. Ancora Albiol. Ora sembra essere passato a 3 in difesa il Villarreal, con Albiol centrale, Pau Torres e Foyt terzo centrale, quindi con l'avanzamento di Pedraza sulla linea dei centrocampisti. Vediamo se questo schieramento verrà confermato. In questo momento è chiara la difesa a 3, come se si fossero messi a specchio rispetto al 3-4-2-1 del Chelsea. Sì, Foyt continua a scambiare con Albiol, cercano un po' di spazio, ma si è chiuso bene ora il Chelsea. Ancora vediamo il 21 avanzare, c'è Kanté che fa buona guardia, non si passa. Lunga fitta rete di passaggi per i sottomarini che cercano uno spazio. Ora è Marcos Alonso che non fa passare a nessuno. Bravo! Voglio Marcos Alonso. Colpo di testa di Albiol, che resta a terra. Controllo di Pulisic. Marcos Alonso in caduta. Lancia il pallone in avanti. Il pallone in fallo laterale. Voglio Marcos Alonso. Come devo fare? Mi sembra valido. Poi magari sta facendo la partita della vita e in tutti i giorni, gli altri giorni è scarso, non lo so. Ancora vediamo
il Villarreal in possesso palla. Chi è il 21? Sempre Pino Santos, che non riconosco mai. Ancora il cross, Mendy accenna all'uscita e c'è una traversa clamorosa per il Villarreal. Sta ancora tremando la traversa, non è finita. Dia ancora per il 24, il tiro va al lato. Attenzione, che occasione per boom, mamma mia, e rimbalza fuori dalla linea. Nulla da fare per Mendy. Tremendo il tiro di Alberto Moreno, che sbatte sulla traversa e rimbalza a terra vicinissimo alla linea. Si dispera Emery. Villarreal molto vicino al pareggio e finisce il primo tempo. Veniamo ai vostri commenti, signori miei. Vediamo i vostri commenti. Sapo dal Barbiere, che poi è uno degli ultimi arrivati tra gli abbonati bellini. Parteciperemo tutti insieme a questo fantacalcio dedicato agli abbonati. Mi sto organizzando, faremo un macello. Grazie amico mio. Chelsea troppo superiore. Max Allegri è un progetto sul quale ha lavorato Schumacher prima che arrivasse. Ah, state parlando di Formula 1? Vabbè, non posso. Marcos Alonso 6 milioni a mano, sta buona rostata. Vabbè, hai ragione. Che ti posso dire? Immaginate se mai finissimo in Champions a prendere una squadra del genere con il mitico Mario Arnold. È lento Marcos Alonso? Sarà lento. Se ti va di sostenere il caffè. No, questa è un'altra fan. Virgilio, ormai sei ufficialmente una fan. Sì, sono diventato una fangirl. Virgilio Bandiera, ciao Vale, oggi sono impegnato al lavoro, saluti a tutti e forza Napoli. Grazie Virgilio per essere passato a prescindere, grazie per il tuo supporto sempre, grazie. Buon lavoro. 5 milioni di ingaggio, lo so, avete ragione. Mi sono fatto tutto un primo tempo inutile di esaltazione. Alonso è validissimo, ma anche 5, vedi. Mettete like, ce ne sono pochi. Seven Lass, quanti ne sono i like? Fatemi sapere. Mi saluti mio fratello Paul Codio. Ciao fratello di Sniper. Nightbot lo sappiamo, 1,88. Niente male. Come hanno giocato Villarreal e Chelsea? Amico mio, allora tu sei arrivato adesso. Chelsea superiore, però il Villarreal non molla, hanno avuto un paio di occasioni nitide. Il Chelsea ha fatto un pochino di più la partita, però 2 occasioni nitide le hanno avute i gialli. A me andrebbe bene qualsiasi terzino a sinistra, basta che sia del Chelsea, uno qualsiasi di quei 3. Hai ragione. 153 like, non male, si può arrivare a 200 secondo me. 200, arriviamoci. Si continua a parlare. Alfonso è meglio Hamilton. Ok, ho capito adesso. Ho capito. Vabbè, non mi fa ridere l'amico Perrone, Arossa, Sniper, non mi fa ridere, perché poi io dovrei mettere anche l'accento sulla I per poterlo dire. Paul, ma non mi fa ridere, non ha funzionato. Il nome Marcos è una garanzia, dice Marcos Aveta, ovviamente. No, ma non, sono quasi incerto. Allora, io quando mi dicono salutami mio fratello, io di solito sto attento, sempre, perché poi la telefonata che fece Rauriem un paio di anni fa, lo prende a Luca Pocchione, è normale, non è che io ne sono nato ieri. La ragazza che leggeva i messaggi vicino a Rauriem lo prende a Luca Pocchione e Auriem con la faccia di credo di no. Che è bellissimo, perché lo disse proprio così. Quando mi dicono salutami a Tizio, io sto attento, lo leggo sempre. Infatti l'ho letto Paul, fate caso, ho letto Paul, poi cercavo
il tranello, anche leggendolo Paul non mi è venuta, insomma non funziona questa cosa, non fa ridere, non funziona, ed è difficile che insomma io vada a bestemmiare in quel modo, non mi... Zayc gioca nel Zayc, questo è Ziyech, non lo so dire, Ziyech, è una pronuncia mia particolare, Zayc, quello del genere, questo come lo chiamiamo? Ziyech. Fatemelo sapere voi. Vale, vedi, più vedi queste squadre, più mi rendo conto che siamo messi male. Esatto, noi per questo guardiamo queste squadre, amico mio, per vedere l'intensità, per vedere come giocano, come affrontano certe partite, le partite importanti, seppure si fanno degli errori, perché si fanno degli errori, però ovviamente non è che il Chelsea sta facendo un solo boccone, il Villarreal si è difeso bene e ha avuto le occasioni anche per ribaltarla. No, Vincenzo, abbandonato no, in questo momento ovviamente mi sono concentrato un pochino di più su YouTube e volevo far crescere Instagram ultimamente, quindi per questo, però lo tengo sempre presente e lo riprenderemo sicuramente. Kanté sarebbe perfetto per noi, veramente fai? Ah, ok, ho capito. Allora, il Chelsea deve stare attento a non fare la fine dei polli, tanto gioco ma non la chiude, esatto, se non sei iscritto al canale, esatto, il famoso Luca, lo sai. Per il salto di qualità ci vorrebbe Marcos Alonso e Kanté, Luigi, grazie al Rocco, e grazie al Rocco che ci vorrebbero Marcos Alonso e Kanté. Kanté non lo guardare proprio, Marcos Alonso se si dimezza l'ingaggio, magari benvenutissimo. Sì, vabbè, partiamo con il fatto dei saluti, non la finiamo più. No, non è il canale giusto, ragazzi, per fare questo. Comunque Cialobà, difensore centrale, chi se lo aspettava è quello del Napoli? No, non è lui. Non è lui. Oggi ho fatto una scommessa, se vince Villarreal mi compro la maglia di Albiol e fai bene, Perrone, anche perché comunque è una maglia particolare, è una maglia unica, rappresenta tanto, Società Napoli parrocchiale. Vale, perché nessuno dice che dare via Luperto per quanto scarso? Amico mio, io l'ho detto, io l'ho detto, uno spesso rotto e l'altro in Coppa. Bravissimo, no, bravissimo, fai bene a ribadirlo. Io l'ho detto negli ultimi video che in questo momento il terzino sinistro non è la priorità, centrocampista e difensore. Perché io lo dico sempre, non voglio avere Luperto come quarto, ma se te ne liberi devi sostituirlo perché non puoi sempre adattare qualcuno e rimanere con questi giocatori liquidi. È grave, sono d'accordo. Brava Angela, fammi sapere, io credo che sia un bel ragazzone. Marios Ruilonso noi abbiamo, giustamente, e il fratello, ci dice Matteo, grande Matteo, è il fratello di Cialobà, e quindi è una famiglia di ragazzoni di calcio. Confermata l'amichevole con il Taranto, amico, non credo sia il Taranto, si parla di Pescara, che ha annullato un'altra amichevole che aveva in programma, poi si è parlato di problemi di ordine pubblico perché gli Ultras e Pescara, non ho capito la problematica, non c'erano molti vigili a disposizione per domenica, ma dovrebbe essere confermata l'amichevole col Pescara. E il fratello, Natale lo gioca nel Watford, bravo Time. Torna Maksimovic, l'ho sentita anch'io questa cosa, Giuseppe, non lo so, uno ci deve stare, amico mio, se torna Maksimovic bene, almeno già conosce l'ambiente, conosce i compagni, va bene, voglio dire, non sono entusiastissimo, però come quarto ti tieni Maksimovic, meglio di non avere nessuno, meglio di adattare Di Lorenzo e perderlo a destra. Però se Maksimovic va in scadenza e nessuno se lo compra, un paio di domande me le faccio. Risultato? Quando leggo i messaggi non si vede il risultato, ma il risultato per ora. Frattempo parla Messi che non piange più. Finalmente tra qualche giorno vedremo le maglie. Ma tu sei convinto, amico mio, che le vedremo queste maglie? Tra qualche giorno? Non lo so. Secondo me arriveremo giusto. Per sfizio la richiamo, quella che è arrivata, che è un concept, che non è ovviamente la maglia
che dobbiamo aspettarci. Questo è un concept della terza maglia realizzato dal grafico, tutto in diretta ragazzi, tutto in diretta, dal grafico Agron Design. Questo è il concept della terza maglia, che se vedete i dettagliucci con Dios scritto là dietro, Diego Maradona, la N del Napoli, il colore lete che è congruo con il resto dei dettagli. Questa è la cosa importante che rende una maglietta. Qualcuno dice pigiama, sì, l'effetto pigiama lo hai perché quando hai questo pattern, no? E ti sembra sempre l'effetto pigiama, ma secondo me non il render digitale, ma dal vivo questi pattern sono belli. E questo è un concept per la terza maglietta. Anche la prima e la seconda erano interessanti, ma dobbiamo ancora aspettare. Io con questa qua onestamente arrizzo tantissimo e me la compro originale senza proprio dubbio se assomiglia a questa qua. Se cominciamo a mettere la lede rossa, così si perde un pochino dell'entusiasmo iniziale. Fatemi sapere voi che ne pensate, se vi piacciono, eccetera eccetera. Ma le maglie del Napoli costeranno 125 euro, sono tanti, sicuramente sono tanti. Credo che ci allineiamo con questi prezzi a prezzi europei di squadre importanti. Una cosa va detta del Napoli: in questi anni i prezzi delle maglie del Napoli originali sono stati competitivi e tu avevi sempre anche la possibilità di prendere la versione replica comunque originale dai canali ufficiali del Napoli, e quindi quando non potevi spendere così, una versione replica con dei dettagli fatti un pochino più cheap, il Napoli tu potevi sempre prenderti una maglietta del Napoli. Questo bisogna dirlo, era sempre accessibile. Se adesso passiamo a 125 sarà meno accessibile e le critiche arriveranno, non c'è niente da dire. Tolisso del Bayern viene valutato 10-15 milioni, il problema è che probabilmente è anche lui sempre un fatto di ingaggio. Maksimovic no. Come lo vedi sto rinnovo? Lorenzo, tu stai parlando, Matteo? Stai grande. Nuovo contratto, vuoi firmare, ti vuoi impegnare? A me non lo parli cosa sì. Bravissimo Matteo per il richiamo alla canzone, fatto veramente bene. Commento memorabellino. Lore, vuoi firmare? ADL ti vuoi impegnare? Bravo 100. È un fatto grave ragazzi, è un fatto grave perché già so che se ti fai tutta, io non credo che arriverà l'offerta per Insigne adesso a fine mercato, è troppo tardi sia per sostituirlo sia per, cioè se erano interessati probabilmente qualcuno l'offerta l'avrebbe fatta prima. Però sarebbe grave secondo me partire con la stagione con il capitano in scadenza di contratto, per come è fatto l'ambiente al primo tiro a giro sbagliato. Mamma mia, diventa una bolgia, non mi piace proprio. Bakayoko in prestito un'altra volta, onestamente io non sono entusiasta. Se effettivamente Spalletti vuole far correre i centrocampisti come li abbiamo visti che devono correre in queste amichevoli, secondo me Bakayoko non va bene. Se non ci sono altre idee, onestamente stiamo proprio guaiate, cioè. 162 like, grazie Angela, arriviamo a 200 prima della fine della live. Ma la società non si potrebbe oppure fare andare i calciatori in questione, Osimhen e Koulibaly, opporre, dici tu? Non lo so come funziona, non lo so che tipo di potere puoi avere, è difficile. A volte lo puoi fare, l'ho sentito fare, però devi anche rispettare la volontà del calciatore. Ci sono calciatori che rinunciano volontariamente ad andare per rimanere nel club e altri che ci tengono moltissimo e ci vogliono andare per forza. Come hai percepito l'incontro Spalletti-ADL? Per me Luciano dice che va bene così perché conosce gli umori della piazza, ma anche lui è molto perplesso. Ma sicuramente molto perplesso, ma senza dubbio. Lui tra una cosa e l'altra dice questa squadra è forte, ma dice servono i giocatori forti. E secondo me lui sa, perché ce lo dice, che certi giocatori devono fare un salto di categoria, non possono farne 3 o 4. Quindi siamo corti
La squadra è corta. Troppo bella ma non coincide con la realtà, siamo saltati con miliardi di messaggi, mi sono intrattenuto troppo. A me andrebbe bene pure 2 di questi giocatori. State facendo la spesa nella Supercoppa, la maglia che hai fatto vedere è bella, però i bottoni proprio no. Non ti piacciono i bottoni? Tu dici il fatto alla Polo, hai ragione, un po', me la metterei pure per uscire così, bottoni forse evitabili. A me piacciono i colletti normali, anche questi qua proprio semplici a giro, colletto a giro, il collo a giro. Pagaio con occhio, sei da chiarire, grande Gessa, hai ragione. Di Marzio, Inter pensa ad Insigne, l'Inter pensa a Mertens, l'Inter pensa a tutto qua. Adesso ovviamente lo sapete come funziona, c'hanno i soldi a disposizione e si parlerà in continuazione di queste cose qua. Attenzione, si sta per ricominciare, devo far partire il timer al momento giusto, al momento in cui fischia. Non posso guardare, aspetta, ci siamo qua. Penso di avercela fatta questa volta, penso di esserci, ragazzi miei. Do not minimize the window. Ci siamo. Forse sto un po' in anticipo, in leggero anticipo questa volta di qualche secondo. Potrei fare un pause, ma veramente pausa e resume. 28, 26, ci siamo. Poi il Villarreal in possesso palla, l'intervento di Kanté, calcio d'angolo, inizia bene il Villarreal. Ci prova. Fammi togliere questo Di Marzio pensa a Insigne perché non mi pare il caso. E non spoiler, ci risiamo. Alberto Moreno dalla bandierina. Non credo ci siano state sostituzioni. Parte il cross, libera Arvez. E recupera palla ora. Brutto intervento di Kovacic, costretto a liberare, a spazzare l'area. Cialobà il fratello, perché adesso lo sappiamo, grazie agli amici bellini che non perdono un colpo. E si organizza. Vedete come si abbassa un pochino Marcos Alonso? In questo momento sembra una difesa a 4. Vediamo se viene confermata. Kanté perde palla ma la recupera subito, mette un pochino in difficoltà Zuma, ora ribatte, sembra quasi un 4-4-2, vediamo se è confermata questa cosa. Ora avanza moltissimo Marcos Alonso, quindi era solo forse un momento di gioco, ed è costretto a sfoggiare un tutore, una sorta di immobilizzatore per il braccio, per la spalla. Ziyech, Ziyech, Machac. Si torna alla difesa a 3, ovviamente Alonso molto alto, quindi non è cambiato nulla. Ancora Zuma che scambia con Rudiger, ora è Kovacic. Si sente un po' la mancanza di Jorginho, la manovra non è proprio straordinaria, ma mette la palla a terra Marcos Alonso per la corrente Arvaez. Il tiro sull'esterno della rete da parte di Havertz, che ho chiamato Arvez per tutto il tempo. Havertz. Alonso ha avuto un po' di spazio davanti a sé, non se l'è fatto dire 2 volte, ha lasciato partire questo sinistro secco che non gira, che finisce sull'esterno della rete. Occasione per il Chelsea, da tenere presente. Riparte Pau Torres, intercetta Odoi, la palla viene poi recuperata ma lanciata tra le gambe di Rudiger, quindi può ripartire il Chelsea con Odoi che taglia un pochino tutto il campo, entra all'interno
della tre quarti e poi scarica, pallone ancora per Rudiger, manca Jorginho, si vede. Kovacic non fa quel gioco a venirsi a prendere il pallone e ad ispirare. La mancanza di Jorginho io la sento, come simpatizzante del calcio io la sento, poi faranno di necessità virtù. Avanza Rudiger, ne supera un paio, il pallone per Havertz che cerca ancora di servire Marcos Alonso, che stavolta viene anticipato e il pallone finisce in fallo laterale. Pau, Emery come dici, piano, accompagna. Sono cose interessanti anche questa. Sì. Havertz. Rivediamo il Villarreal con questo 4, una sorta di 4-4-2. Vediamo se viene confermato, perché nel finale del primo tempo si erano un po' messi a specchio. Adesso sembrano essere ritornati ad un più classico 4-4-2. Serve pazienza anche a Villarreal, perché se ti scopri troppo poi ti possono fare male, allora serve un po' di pazienza. Il gol può arrivare in qualsiasi momento. Vedi? Mendy in questo momento butta un pallone all'aria. Cercava Rudiger, non è preciso il passaggio, una sorta di fazzolettino sbagliato e Villarreal torna in possesso di palla. Albiol trova il terzino e ora è Pau Torres che scambia ancora con Albiol. Sono rimasti, diciamo che Pedraza è molto alto in questo momento, quindi il terzino sinistro del Villarreal è molto alto, un po' come è Marcos Alonso nel Chelsea, quindi può essere confermato questo specchio tattico con Moreno in questo momento che è più basso di Pedraza, e ora si abbassa Pedraza ma non riceve, pallone per vie centrali, si lancia Moreno, l'intervento di Chalobah, la palla è ancora buona per Moreno che la mette a terra, arriva ancora Chalobah, spallata regolare in aria, anche un po' rischiosa, ma la spallata la prova più Moreno e Chalobah non si muove, Moreno cade fondamentalmente, quindi ci sta tutto regolare. Quando siamo al 51esimo e 27, perfetto. Ma questo timer si è bloccato oppure no, non capisco. Si era un attimo. Attenzione, il tiro e il palo clamoroso, credo fosse Moreno quell'altro, Gerard Moreno. Palo clamoroso del Villarreal, dopo la traversa anche il palo salva Mendy. Vedete che con un poco di pazienza il gol può arrivare in qualsiasi momento. Sfortunato il Villarreal, sfortunato, ci è andato vicinissimo questa volta, mentre io controllavo il timer, un macello. Si riparte da Pau Torres, grande spavento per il Chelsea. Albiol trova tra le linee un compagno di squadra, ancora parte Pino Santos, Trigueros viene fermato ora da Havertz che riparte, ancora non si è visto molto Pulisic, l'americano, e poi c'è il colpo di testa all'indietro da parte di Zouma. Ancora non ci fanno rivedere il replay di questa clamorosa occasione per il Villarreal. Interessante. E ancora c'è un accenno di fazzolettino da parte di Mendy che a questo punto scarica il pallone verso Marcos Alonso che riesce a toccarla di testa, ma non ci sono compagni a ricevere il suggerimento e quindi il Villarreal riparte con Pau Torres che scambia con Capué che viene tra i due difensori a prendersi palla. Ancora Pau Torres, ancora al centro verso Dia, fermato in maniera regolare, ma recupera palla Capué, il passaggio per Trigueros viene intercettato, ma recupera palla ancora Kanté, prova a suonare la carica, ora è Pulisic
Pulisic avanza, palla al piede, il numero 10, serve Timo Werner, molto largo sulla destra, ora ancora è Odoi per Kanté al limite dell'area, torna indietro da Chalobah, cambiano il pallone i due, cerca il movimento Odoi, ma Kanté è costretto a tornare da Kovacic e si riparte dall'altra parte con Rudiger in posizione quasi di tiro, lo prova, ma non riesce ad abbassare il corpo. Rivediamo questo passaggio sbagliato di Mendy, una paperona che stava portando al gol, ma c'è poi la parata, la toccata Mendy, quel tanto che basta per deviare la palla sul palo. Attenzione, ancora Villarreal in possesso palla in aria, e allora c'è la parata su questo cross basso. Stavano facendo il frittatone, veramente era una frittata incredibile. E qui invece era stato proprio Pedraza a recuperare il pallone su Chalobah, e poi il suo cross troppo sul portiere non rappresenta un pericolo per la squadra inglese. Ancora Villarreal, colpo di tacco di Pedraza che sta crescendo, Kanté è insuperabile e riparte Kovacic, si allarga Timo Werner ma il pallone è difficile da raggiungere, ferma tutto Foyt e ora riparte il Villarreal con Pino Santos, ha davanti a sé Moreno, lo serve in questo momento il numero 7, cerca di accentrarsi, il cross verso Dia, l'intervento in anticipo, in spaccata volante da parte di Chalobah, che sta facendo una partita importante su Dia, e questo è stato un intervento provvidenziale, il famoso intervento provvidenziale. Calcio d'angolo per il Villarreal quando siamo al 55esimo e 53 secondi. Tutti in giallo i tifosi del Villarreal, il cross, arriva il colpo di testa di Kanté che libera tutto e si riparte da il numero 14 che è Trigueros, spostato tutto a sinistra, ora è Capoue. Ancora un tocco sbagliato da parte di Moreno, quell'altro, non il 7, no Gerard Moreno, ma Alberto Moreno, ma recupera Pino Santos, recupera il pallone. E in questa seconda parte di gara il Villarreal si è preso il pallone, devo dire, e la sta facendo girare bene. Il Chelsea è costretto un po' ad inseguire. Credo che non abbiano neanche fretta, non vedo un pressing forsennato da parte del Chelsea, c'è più attesa. Albiol ora in possesso palla e Villarreal cerca dei varchi, ma tutto il Chelsea è dietro la linea di centrocampo. Attenzione, pallone per Dia, riesce a metterla in mezzo, c'è l'anticipo di Chalobah, ancora buono, pallone che finisce su Werner che guadagna un ottimo calcio di punizione. Fallo di Albiol e guardate chi entra, il numero 12, se non sbaglio la faccia è conosciuta perché dovrebbe essere proprio Estupignan, se non vado esattamente è Estupignan. Dai, vediamo questo ragazzo se... Che poi non è detto perché se ne è parlato ma non ci sta nessuna trattativa, e vediamo se Estupignan si mette proprio nella zona di Pedraza e ci fa vedere qualche cosa all'Armero, sai? Vedi come avanza. Pallone conteso a centrocampo, ancora preda del Villarreal che riesce a servire Albiol. Ora Pau Torres, vediamo se toccherà il primo pallone Estupignan, non ancora. Eccolo ora servito con un pallonetto Estupignan, il doppio controllo viene messo a terra da Chalobah in maniera regolare e Estupignan sta ancora rotolando. Pau Torres va dall'altra parte da Foyt, si è alzata Estupignan.
Era un intervento pulitissimo sul pallone. Stupignan ha cominciato a rotolare. Eccolo, servito ancora. Ha sbagliato proprio il piede con quale tentare l'aggancio. È andato tipo, la fermo col destro, no, non ci arrivo, poi provo col sinistro, ha fatto una specie di bicicletta. Non era un pallone facile. Ma I'm not impressed. Non sono impressionato positivamente da questo Estupignan. Ora vediamo in ginocchio Capoue. Vediamo se sarà costretto ad un altro cambio. È stato un pestone. Può continuare. Estupignan, vediamo un pochino come si comporterà. Odoi, Estupignan, il colpo di testa, buono. Ancora un secondo colpo di testa, stavolta fallito, ma il Villarreal recupera palla, eccolo qua. Estupignan, tutto mancino, si ferma, torna da Capoue. Una cosa alla Mario Rui che conosciamo bene. Fermare il pallone con la suola, col sinistro e darla indietro ad occhi chiusi. Gerard Moreno, cambia lato, il Villarreal prova dalla destra. Ancora Gerrard che cerca di entrare in aria, il sinistro liftato, Dia non è riuscito, cioè, si è abbassato troppo per cercare di ribadire il pallone in rete con la testa, si è abbassato troppo. Rivediamo il cross, secondo me se non si fosse abbassato così tanto avrebbe potuto colpirla di testa. È bravo, si è proprio calato tantissimo. E Cialobba fa buona guardia. Ancora Moreno. Guarda, Marcos Alonso che subisce fallo, cercava il fair play, cercava di stringere la mano all'avversario che però è troppo impegnato a protestare e si becca anche un giallo. Marcos Alonso che in questo caso è in fase difensiva, quasi all'altezza della bandierina. Molto arrabbiato Pino Santos, calmati. Non è successo niente di che. Non ce la fanno rivedere, quindi non posso commentare. Ride adesso, sarcastico. Ma non mi sembrava questo gran fallo. Raul Albiol, ottimo intervento difensivo. Estupignan, il passaggio in verticale viene controllato e intercettato da Odoi. Ora vediamo Estupignan in difesa, non riesce a contrastare Odoi, il cross arriva e ora la palla è di Kovacic che ha il problema di girarsi, serve all'indietro Zuma e ora ancora un pallone tentato da Pulisic ma non riesce ad incidere il ragazzo. Pochissimi palloni toccati, ora il Villarreal prova a distendersi in contropiede, pallone per Gerard Moreno che tenta di superare Rudiger che da terra fa buona guardia e non la tocca, quindi sarà fallo di fondo per il Chelsea quando siamo al 60esimo, perché 1 ora e 02 significa 62 secondi. 62esimo, no 62 secondi. Movimento sulla panchina, vediamo. Sta trasendo Giorgio di San Giorgio con una capa bionda ossigenata inguardabile. Attenzione, Timo Werner perde palla, sta per entrare quel signore là. Che combinato con Chilli Capilla, amore mio, mamma Carma. E vabbè, è una cosa che capita spesso, i giocatori ogni tanto perdono la capa e decidono che è una buona idea. Il nostro Insigne l'ha fatto spesso, noi teniamo a capa gialla Osimhen, un as, Malquit, eppure qualcun altro si era ossigenato. Odoi scambia con Pulisic, che ora riesce a scambiare con Kanté, subisce fallo e si tocca il ginocchio. Il giovanotto americano è riuscito con questo scarico semplice verso Kanté a guadagnare un fallo interessante. Sulla palla ci va Odoi con Marcos Alonso
per la doppia opportunità di sinistro o di destro. Siamo molto lontani dalla porta, non credo si possa provare a tirare, ma si può mettere un pallone al centro, a rientrare verso la porta, verso il portiere col mancino, o ad uscire verso il faro laterale col destro. Vediamo quale sarà la scelta. Parte Alonso, il pallone morbido, il colpo di testa di Zouma, ma c'è fallo in attacco, fallo credo su Albiol. Quando si muove la panchina, Jorginho che incoraggia gli altri due entranti. Vediamo il numero 19 e il numero 4, quindi Mount, e non vedo ancora il numero 4, ma esce Kanté. Applausi da parte di tutto lo stadio. Questo è quasi un applauso, come a dire questo è il pallone d'oro, uno si deve pigliare il pallone d'oro, ma la Francia non ha fatto un granché, quindi via la fascia per Kanté, la lascia a Jorginho. Vediamo chi sarà il capitano. Esce Timo Werner, esce Kanté, vediamo chi altro. Entra Mount al posto di Timo Werner, quindi vediamo chi finirà prima punta. E continuano grandi applausi da parte dei sostenitori del Chelsea. Esce Zouma, quindi anche in difesa, ed entra questo Christensen di cui noi abbiamo parlato tantissimo anche con Fabio Versatile e anche in privato, che è un difensore che non parte da titolare, ma che quando entra, almeno quando entrò anche nella finale, fece un'ottima partita, e se ne parla, almeno se ne è parlato, ne abbiamo parlato di Fabio Versatile, perché giunto lì a telefono non risponde, anche per il Napoli, ma anche qui ovviamente credo che parliamo di ingaggi esorbitanti, insostenibili, vabbè. Vediamo chi finisce in attacco in questo momento. Mount e Pulisic, vedo quasi un attacco col falso 9, con Havertz falso 9 che ora si abbassa, recupera il pallone, serve Chalobah. Jorginho tocca il suo pallone di prima, il secondo pallone di prima. Jorginho è il capitano e ora la palla scorre veloce, scorre velocissima, tocchi di prima e farà girare a vuoto tutto il Villarreal. Guarda come non è solo i palloni che tocca, è quello che dice, è proprio leader tecnico in campo, è proprio quello che smista i movimenti di tutti quanti. Incredibile. Errore ora in difesa da parte del Chelsea. Il Villarreal recupera il pallone e ora è Albiol in possesso palla che la scambia con Pau Torres. Avanza Pau Torres, gli si pone davanti proprio Jorginho e Pau Torres è costretto a tornare da Albiol. Sì, confermato Havertz punta centrale con Mount a sinistra e Pulisic a destra. Parte ora sulla destra, attenzione, doppio controllo di testa da parte di Pino Santos, fa buona guardia a Rudiger. Ora ancora Marcos Alonso si gira e trova Jorginho che di prima serve Kovacic. E tutto diventa più spettacolare. Il lancio di Marcos Alonso, l'uscita coraggiosa da parte del portiere che diventa un assist. Non è fuori gioco, si può continuare. Parte ancora Pino Santos, pallone al centro, il passaggio di Gerrard per Estupignan, il tiro sul portiere. Estupignan stava quasi per beffare Mendy e ci sarà calcio d'angolo. Guarda, Jorginho se l'è presa con qualcuno, Estupignan va al tiro, la parata di Mendy gliel'ha tirata addosso, però Mendy è stato bravo a rimanere in piedi, tiro forte e sarà calcio d'angolo per il Villarreal. Momento interessante della gara, molti giocatori che ci interessano, tra cui questo Estupignan, il numero 12 che non viene ignorato in questo momento. Il cross al centro ribattuto e ora si riparte. Il 14 è sempre Trigueros, è uno di quelli che non riesco a memorizzare. Ancora Trigueros, scambia con Estupignan, avanza Moreno,
Avanza Alberto Moreno col numero 18. Estupignan fa la sovrapposizione, lo ignora Moreno, triangolazione con Gerard Moreno, il pallone finisce a Trigueros, il tiro ribattuto da Christensen, ancora Estupignan che prova il tiro da fuori aria, ribattuto, lento, moscio, non va bene. E ora è Marcos Alonso che conquista palla a centrocampo. Viene fermato Havertz, recupero palla alto del Villarreal, parte Dia, ancora Havertz a inseguire scontro tra i due centravanti, Pau Torres, ora il Villarreal si distende, guardate Albiol come alto, quasi sulla tre quarti, Pau Torres, avanza tutto il Villarreal, Moreno e Stupignan. Ancora fuori fa ridere. Parte ora Gerard Moreno in contrasto con Chalobah che gliela mette in fallo laterale. Partita di grande attenzione da parte di Chalobah, lunghe leve, e ci sono due cambi per il Villarreal quando muovono barate tutti i vari giocatori. Esce Capué ed entra Mario Gaspar. Non era finito di imparare ed esce Trigueros ed entra Moi Gomez. Vediamo se riesco a individuarli. Gerard Moreno è rimasto in campo, l'altro Moreno è rimasto in campo, quindi sono usciti praticamente i due centrali di centrocampo. Estupignan batte il fallo laterale. Moreno nel frattempo si è spostato tutto a sinistra da qualche minuto. Ancora Stupignan, il cross in caduta. Non bene, non benissimo. Scivola al momento del cross. Mendy, facile parata. E ora riparte il Chelsea con Marcos Alonso che di destro trova Jorginho che alza la testa e trova Chalobah. Il pallone ora è per Pulisic che si è abbassato un po' per ricevere palla, toccato pochissimi palloni, il numero 10 del Chelsea, stellina del calcio americano. Il lancio ora di Rudiger a cercare Marcos Alonso che la mette al centro, stavolta è a metà tra un cross e un tiro. No, non fa tutto bene Marcos Alonso, ma non è che abbiamo trovato Roberto Carlos, questa è stata una mezza ciofeca anche lui. Riparte Villarreal, io bevo, ma voi me lo lasciate un like che sto finendo la voce? Niente, like proprio non vi piacciono. Quando gioco la Supercoppa europea i like scarseggiano e io non parlo più. Pau Torres. Posso farlo anche con l'ASMR, attenzione a Moreno. Ma si sente così se la faccio proprio bassissima? Potrebbe essere un nuovo modo di fare le telecronache. Attenzione, il passaggio viene intercettato da Christensen, ora è Jorginho che prova a servire un avversario, praticamente è difficile concentrarsi facendo la voce così, però potrebbe essere la nuova frontiera, le telecronache ASMR. Ancora l'intervento di Rudiger che però sbaglia il passaggio ed è Gerard Moreno, trova un passaggio per Dia, attenzione Gerard Moreno, che gol di Gerard Moreno nell'AMSR, che fa una cosa, dice ma che ne so, come ho segnato di destro non è il suo piede, dobbiamo aggiornare il bannerino ASMR che porta bene a Villarreal. Boom, scambio importante, rivediamo, secondo me c'è stato anche un erroruccio di Jorginho in impostazione, rivediamo Rudiger si è inventato questo passaggio che non ci azzeccava proprio e Gerard Moreno trova lo scambio con Dia che di tacco intelligentemente lo serve ed è bravo Moreno a seguire e a trovare una traiettoria col destro
che non lascia scampo a Mendy, pallone nel 7, esulta Emery come un pazzo, esultano i sottomarini. Direi pareggio meritato in questo secondo tempo. Impazziscono gli spalti quando siamo al 73esimo, quasi 74esimo. Gerard Moreno per il pareggio per il Villarreal, che ora cerca di pressare alto e di sfruttare questo momento. Subirà il colpo il Chelsea, non lo so, dobbiamo vedere se ci sarà un contraccolpo psicologico, se reagiranno immediatamente. La reazione nel calcio è importante, lo sapete. Si sente, non si sente, non funziona sta cosa. Me lo farete sapere dopo. Ancora Dia che scambia con il numero 8, il nuovo entrato. No, hanno spostato Foyt. Ah, vedi, questa è una cosa che non avevo capito. Hanno spostato Foyt, il terzino destro, a centrocampo, e Mario, il numero 2, che loro chiamano Mario, ma che non basta come nome. È stato spostato come terzino destro. Quindi a centrocampo abbiamo Foyt e il nuovo entrato Gomez. Ma ci studiamo anche le analisi tattiche del Villarreal. Domani facciamo anche l'analisi tattica del Villarreal e del Chelsea. Ma sì, crepi l'avarizia. Jorginho in possesso palla, scambia con Odoi. Ora è Chalobah, si torna da Christensen che ha preso posto al centro della difesa. Si abbassa Kovacic, ma ha servito Rudiger. Ora Alonso di prima intenzione verso Mount. Primo pallone fondamentalmente toccato da Mount, il cross viene contrato dal nuovo entrato Mario e il tiro di Mount viene parato a terra dal portiere Asenio con la J, quindi Asensio 4-1 è finita. Pallone per Moreno Alberto. Pau Torres. Quindi Estupignan è confermato terzino sinistro, ma molto più alto, con Moreno più basso. Insomma, è una cosa alla Insigne che abbiamo visto fare. Attenzione, errore in impostazione, c'è un po' di fazzoletto di Mount, pallone per Pulisic, contrastato da 5 avversari. Pulisic, il pallone per Havertz è lungo, Odoi il cross. E poi c'è una rovesciata da parte di Gerard che ha adesso anche crampi. Ti capisco, amico mio, quando fai la rovesciata capita. Zoppica Gerard Moreno. Capitano crampi sulla rovesciata. Ora Odoi ancora in possesso palla. Il Chelsea entra in area Havertz. Non mi piace. Cincischia con quelle gambe. Ed è Estupignan, la tira lunga e centrale verso Dia che lotta con Rudiger alla meglio, l'ex romanista, e si riparte da Christensen. Jorginho. Bella gara comunque, mi diverto. Pallone al centro, Mount cerca di scambiare con Havertz ed è chiamato un fallo o un fuorigioco, rivediamo, o fallo su Albiol. Grande esperienza Albiol, comunque grande esperienza. Su Havertz a me non mi convince tanto, sinceramente. Sarà un campione, ma a me non mi fa impazzire. Le lunghe leve, però tecnico, non tutti i giocatori sono in grado. Moi Gomez, Mario Gaspar, ecco, devo ricordare Gaspar, terzino destro del Villarreal. Fuorigioco, probabile fuorigioco, no? Rimessa laterale.
Mancano più o meno 12 minuti alla fine del tempo regolamentare. Colpo di testa di Pau Torres, ancora Jorginho, ottimo aggancio e scarico su Kovacic. Ora è Rudiger che avanza, supera il centrocampo, guadagna metri, lascia il pallone a Marcos Alonso che carica il sinistro, si ferma, viene messo a terra in maniera regolare. Qua hai sbagliato tu, amico mio, hai perso proprio il contatto con il terreno e con il pallone. Alzati Marcos, alzati. Non mi è piaciuto assolutamente questa cosa, diciamole tutte. Kovacic, Jorginho, Kovacic, e c'è spazio ora per Chalobah. 56% di possesso palla per il Chelsea, ma c'è equilibrio. Attenzione ora a Pulisic e sarà calcio d'angolo. C'è equilibrio tra i tiri in porta, i tentativi, 10 per parte, 5 verso la porta per il Chelsea e 4 in porta per il Villarreal, se ho letto bene. Rivediamo questo rimpallo, non sarebbe stato calcio d'angolo. Il pallone rimpalla sul ginocchio di Pulisic, che non parla, un po' omertoso, non parla, ma chi parla? Chi parlerebbe? Va proprio Marcos Alonso dalla bandierina. Se segnano su questo ci sono tante polemiche. Va Alonso, il colpo di testa di Gerard Moreno, disimpegna, completa il disimpegno il portiere, ma ancora pallone per il Chelsea. Odoi, Alonso, ancora il controcross, uscita pericolosa da parte del portiere. È bravo Jorginho a toccare ancora il pallone, a recuperare il possesso palla per il Chelsea. Pallone che non esce, ora c'è però un fallo. L'arbitro ferma tutto, c'è stato uno scontro tra il portiere del Villarreal e un suo compagno. Vediamo, sono tutti a terra con i crampi. Tutti a terra con i crampi. Il centravanti Dia, il difensore non riesco a vedere, e si appresta ad entrare. No, c'è un errore tra i numeri. Azpilicueta, credo si tratti. Ora, Jorginho cede la fascia ad Azpilicueta, no? Che è un capitano, il capitano storico in questo momento del Chelsea da tanto tempo. Cioè, io ho sempre saputo che quando ce l'hai tu la fascia di capitano ed entra poi il capitano di grado, non la puoi cedere in corso a meno che non sei uscito. Questa mi risulta, o sono cambiate le regole, si può fare, oppure sapevo una cosa sbagliata, perché se sei capitano tu ed entra uno e non esci tu, devi rimanere tu capitano. Così sapevo io, ma tant'è. Jorginho cede la fascia e Azpilicueta si mette al posto, credo, di Odoi sulla sua fascia di competenza. Il lancio di Jorginho verso Marcos Alonso, c'è il controllo da parte di Pino Santos che completa il disimpegno e rilancia il pallone in avanti. Facile il controllo ora per Christensen, ancora Jorginho. Non riesco a guardare con sti capelli, amico mio, proprio non va, proprio non va. Sai, quei pappavalli con la cresta tutti gialli. Pallone messo a terra da Havertz che non mi piace Havertz, ci incischia con queste leve, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Ho delle opinioni, che devo fare? Me le devo tenere per me. Non mi piace. Che già fa? Ancora a terra Pino Santos dopo questo scontro con Havertz. E ora Jorginho in possesso palla che serve Chalobah. Questo è proprio il Napoli. Jorginho, Chalobah e Albiol. Azpilicueta, ancora Chalobah, pallone per Pulisic, ancora Azpilicueta, il cross viene ribattuto da Estupignan
in calcio d'angolo. Qua è capace che dobbiamo andare ai supplementari, ai rigori, e io perdo la voce. Parte ancora Marcos Alonso dalla bandierina. Beh. Jorginho, il tiro viene ribattuto, il tiro al volo. Ancora Alonso di testa, sovrasta l'avversario di testa, ma il colpo di testa è lento e leggero, facile preda del portiere. Guardate, Jorginho si è dovuto spostare. Si è dovuto spostare l'arbitro dalla traiettoria per concedere a Jorginho questo tiro, che per onor del vero non sarebbe finito in porta. Ancora una sostituzione, esce un Moreno ed entra il numero 6. Vediamo un po', tra gli applausi esce uno dei Moreno, Alberto, ed entra Morlanes. Giocatori mai visti giocare, tutti lo stesso taglio di capelli. Si porta assai questo taglio, questo doppio taglio sfumato, devo dire la verità, tutti. Ma non è che sono arrivato prima col taglio sfumato, ma voglio dire, è dagli anni 90 che si fa, tutti quanti questo doppio taglio che confonde i telecronisti. Quindi vediamo come si sistema ora il Villarreal con questi due cambi. È uscito Dia, quindi in attacco ci va Raba col numero 17, Raba. Vediamo Morlanes con il numero 6 dove si sistemerà. Ancora pallone per Pau Torres, che chiama in causa il portiere. Foyt è rimasto a centro di cerchiocampo con il numero 23, Gomez vicino a lui, sì. Albiol ancora per il portiere, c'è un pochino di fazzoletto, ma il portiere ora rilancia lungo a scavalcare l'intervento di Gerard Moreno. Pallone perso, recupera palla Azpilicueta per Pulisic, si ferma l'americano e trova ancora il numero 28, nuovo capitano del Chelsea, Christensen per Rudiger, Kovacic, ancora Christensen, il pallone per Chalobah, tutto spostato sulla destra. Molto larghi i difensori del Chelsea in questo momento, in fase di impostazione sempre, devo dire, e pallone che viene toccato di testa da Pino Santos, che sta facendo un lavoro di copertura importante su Marcos Alonso. Non può spingere più di tanto, che Marcos Alonso è molto alto su quella fascia sinistra. Pallone per Jorginho, alza la testa e serve Chalobah sulla destra, che avanza in posizione di ala destra. Chalobah va fino in fondo, il pallone per Azpilicueta viene intercettato e poi c'è un colpo di tacco da parte di Estupignan, che lo stava pigliando, fallo laterale, che il Chelsea batte subito. Mount, ancora Christensen, Rudiger, ora il Chelsea guadagna un po' di campo. Kovacic gli si avvicina a Jorginho, ha bisogno di spazio Kovacic, lo guadagna tornando indietro, ora ancora cerca un'idea, la trova in Chalobah, davanti a sé Azpilicueta, il pallone per Jorginho che trova un passaggio di prima, credo fosse in fuorigioco Pulisic, ma il passaggio di prima è stato delizioso. Su questo tentativo di Azpilicueta, Jorginho no look, tocca il pallone, ma entrambi gli attaccanti del Chelsea erano in fuorigioco. Albiol protesta tantissimo.
per il ritardo col quale è stata alzata la bandierina, fondamentalmente. Quando siamo all'88esimo e 25 secondi, siamo addirittura un po' in avanti con il timer di un paio di secondi, ma Kissene non riesce a controllare Mount, riconquista palla il Villarreal, che ha l'occasione di creare un ulteriore pericolo quasi allo scadere. Ma è ora, vedi Mount, non siamo ancora in forma, ragazzi, controllo difettoso di Mount, una cosa che se l'avesse fatta Osimhen tutti quanti, scarsa, non sa giocare, non è buono, non sa controllare. Mount l'ha fatto un controllo del genere, capita, può capitare, se lo fai 5-6 volte giustamente preoccupati, ma se capita una volta ogni tanto può capitare. Attenzione, Stupignan con questo mette in difficoltà il portiere. Pallone recuperato per un attimo da Havertz, fallo su Jorginho non rilevato dall'arbitro, avanza ora il Villarreal, ma c'è buona guardia da parte di Mount e fallaccio da parte di Marcos Alonso, non perché fosse cattivo ma in estremo ritardo, quindi fallo evitabile. Batte subito però il Villarreal, si perde un pochino l'effetto sorpresa perché tutti i difensori del Chelsea sono rientrati e si ricomincia da Raul. Scambio sulla destra, pallone che finisce a Mario, il cross viene intercettato, ma il Villarreal recupera palla molto alto con Gomez. Ha davanti a sé Stupignan, lo ignora Gomez, serve Foyt che va sulla destra per il nuovo entrato Mario. Il cross, attenzione, Stupignan anticipato da Azpilicueta. Non è finita, 4 minuti di recupero, uno se n'è quasi andato, ci siamo quasi e probabilmente dovremo andare ad un break, ad un cooling break. Allora, il numero 6 Morlanes si trova molto largo in questo momento. Attenzione, pallone per Gerard Moreno che viene anticipato, recuperato però da Raba. Ancora sulla fascia destra viene fermato Morlanes che ora prova a riproporre un cross, l'uscita facile di Mendy. Pallone che era indirizzato verso Estupignan, che però viene anticipato dall'intervento alto del portiere. Riparte il Chelsea con Christensen, Chalobah, Azpilicueta, ancora Rudiger, si cambia lato, si va sulla sinistra, c'è accanto a sé Kovacic, lo ignora Rudiger, serve Marcos Alonso. Ora pallone viene lasciato a Kovacic, il passaggio verso, attenzione, palla che finisce a Pulisic dopo il controllo di Marcos Alonso. Pulisic, il tiro, cercato 5-6 di superare 5-6 avversari, ma era fuori gioco. Pulisic. Vediamo, ancora vince un contrasto Marcos Alonso, la palla finisce al numero 10 che attraversa tutta l'area di rigore e colpisce Marcos Alonso che era in posizione di fuorigioco attivo. Grandi proteste di Albiol e si andrà a battere un calcio di punizione per il Villarreal. Quando se ne va anche il secondo minuto di recupero, sta per partire il terzo. Anzi, se n'è andato il terzo e sta per partire l'ultimo. Pallone che viene contestato e vinto da Azpilicueta. Ora è Jorginho che serve Rudiger, cincischia un po' col pallone Jorginho,
lo richiede e glielo riconsegna Rudiger. La personalità, proprio il fatto di stare comfortable con la palla tra i piedi, di non avere problemi. Brutto passaggio a metà tra Kovacic e Rudiger. Ancora Rudiger che ora alza il pallone verso Marcos Alonso, il controllo e il tiro. Mamma mia, esterno della rete. C'è andato vicino, controllo di coscia, palleggio e tiro violento. Bello il passaggio di Rudiger, il controllo con la coscia, il tiro violento sull'esterno della rete. Ragazzi, Marcos Alonso di controbalzo non ci sarebbe mai arrivato. Il portiere è volato verso il pallone, ma se avesse inquadrato la porta, secondo me sarebbe stato un Eurogol. E pare sia finita. Angie Music 96, Angela C, benvenuta. Quindi ci sarà questo cooling break, questo time out. Veniamo a leggere un po' di vostri messaggi. State parlando di Estupignan, la rosa deve ringiovanire, Insigne non vorrà sicuramente giocare per una squadra che odia. Non si lusingare la palla, amico mio, sono tutti professionisti, vanno a finire dove prendono i soldi. Estupignan è una sola, e Nightbot, Nicola, i calciatori sono mercenari, vanno... vedi, questo stavo dicendo. Grazie Angela, il canale Telegram per le notifiche in descrizione. Alonso è tanta roba, ma te l'ho detto, Robè, è proprio tanta roba. Io mi sono impressionato oggi, veramente grande partita di Alonso. Emery un vampiro. sembra un po' il Conte Dracula, sembra un po'. Insigne va via se lo cacciano. Mario, Insigne va via perché finisce il contratto, non resta a giocare al Napoli gratis. Se finisce il contratto qualcuno se lo prende sicuramente, che non è Maksimovic. Insigne, qualcuno se lo prenderà sicuramente e andrà a chi gli offrirà più soldi. Questo è tutto. Altro che Stupignan, Alonso or nothing. Di chi stai parlando, Valentino? La Spagna, vanno ai rigori? No, ci deve essere prima, penso i supplementari, no? Credo che ci siano prima i supplementari, a meno che non hanno cambiato tutte le regole. Azzipicule. Alonso, veniamo col binocolo. La cosa bella è che Alonso fa il panchinaro di Chilwell e anche il panchinaro di Emerson. Ne hanno 3, uno più forti degli altri, ragazzi. 3, uno più forti degli altri. E come sento la mancanza di Jorginho. Come fa a giocare Emery, mamma mia. Luigi, ci siamo d'accordo. E Stupignan è l'esempio di come il Napoli dissimuli sui reali acquisti. Emerson Palmieri non entra stasera? Non lo so se avrà spazio adesso, ma comunque Alonso fino all'ultimo ha fatto una grande partita e ha avuto sui suoi piedi un'occasione d'oro per chiuderla. Buonasera Marco, buonasera bro, ciao Sal, te la stai vedendo? Ti stai vedendo tutti i giocatori che già prendono troppi soldi per noi, per prenderli? Il timer, signore, hai ragione. Ma io non posso impazzire, un poco guarda là, un poco parla, un poco voglio leggere i vostri messaggi. Il timer per start da zero, ricominciamo da zero. Sì, ricominciamo da zero, ha senso per i 15 minuti e 15 minuti di supplementari. Sì. Comunque bravo Pietro Formisano, bravo. Chi c'è era riferito a Insigne, che ne dici? Luigi, e chi c'è nel senso che c'è. Insigne c'è e quindi resta.
poteva essere riferito a Insigne, ma ciò non risolve il problema, perché resta ma senza contratto per l'anno prossimo, il che c'è una serie di problemi esageratissimi. Entra anche Mandi, ve lo ricordate? Mandi. Noi quest'anno stiamo continuamente dicendo meglio di niente, e già questo è concettualmente parlando davvero poco. Assolutamente, Luigi, assolutamente. Ciao Bellwatch, benvenuto. 30 minuti di Estupignan. Lewis, non sono impressionatissimo sinceramente, un po' di fumo, un po' qualche cosa anche benino, però un po' fumoso, non sono convintissimo. Mi ha convinto Marcos Alonso, che scopro l'acqua calda però. Karasev, l'arbitro della partita è russo. Ah, ecco perché ti riferivi ai russi pieni di cattiveria. Tanto per intenderci, Kanté agisce nello stesso ruolo di Montesanto, giusto per capire di che ruoli stiamo parlando, dici tu. I rumori. Buonasera a tutti, ho visto la maglia su Insta che hai pubblicato, molto molto bella. Luigi, magari ci si avvicina. L'importante per me, la cosa più importante, che non accadrà però sarebbe straordinario. Ecco, ricominciate, io non ho fatto partire il time. Siamo a 52 secondi in ritardo, non fa niente. La cosa importante sarebbe che la scritta invece di essere rossa sia coerente con i dettagli della maglietta, perché se diventa coerente la maglietta è più bella. Meno colori ci sono su una maglietta, per me è più bella proprio stilisticamente. Se invece un po' rosso, un po' rosa, un po' il colore blu, un po' bianco, rosso e verde, un po' bianco, un po' nero, e diventa veramente un macello. Guagliussi, Lorenzo non firma, è una tarantella. Sono d'accordo, Francesco, sono d'accordissimo. Ho comprato allo store della K la quarta maglia, quella di Lego a Settana. Bravo, hai fatto un affare, hai fatto un ottimo affare, sicuramente. Lete bianca sarebbe una soluzione secondo me ideale, ma io dico anche per il brand. La lete in bianco, ma secondo voi la qualità, ma non siamo tutti più contenti, ne parliamo meglio? Perché se ne parlerà sempre, sei comunque un brand del Napoli, quindi se ne parla. Allora, bene o male, purché se ne parli, se ne parlerà meglio se è in bianco. Tutti quanti diremo finalmente, bravi, bravo De Laurentiis, bravo l'Acqualete, bravo Emporio Armani, chiunque sarà poi il responsabile del design finale. Ma diremo bravi, si vende di meno, cioè è meno un pugno nell'occhio e quindi fa meno pubblicità. Mamma mia, e che in che mondo viviamo? In che mondo viviamo? Perché il rosso è meglio? Fammi capire, Luigi, fammi capire, perché se poi io vedo la bottiglia d'acqua, rosso è il tappo, ma la scritta è in bianco o in blu. In blu non può essere, ovviamente, ma su sfondo bianco è scritta blu, oppure su sfondo rosso è scritta bianca. Perché così è, non ci vorrebbe niente. È Stupignan. Spiegami perché secondo te rossa è meglio. L'hai letta la notizia di Insigne? Notizia? Che cosa, qual è la notizia? Se sono le solite cose, firma non firma, non c'è nessuna notizia. Attenzione, il cross libera Albiol, tocca a Giorginio, mi viene da piangere. Prima Albiol e poi Giorginio. E Stupignan la tocca su Havertz, dove fanno le mozzarella, no, Havertz. e si ripartirà con un fallo laterale per il Villarreal. Si vede meglio da lontano. Di Marzio Inter, ma non lo so, ragazzi, ve lo stavo dicendo prima. In realtà, nel momento in cui l'Inter ha tutti questi soldi, è facile accostare i nomi dei giocatori che sono in bilico a giocatori che hanno i soldi e che se lo possono permettere. Non si poteva dire Insigne verso la Juve, oppure la Juve sta pensando a Insigne, perché la Juve non riesce a prendersi Locatelli, che è un obiettivo da 2 anni. Allora è ovvio che è difficile che dicano Insigne verso la Juve. Attenzione a Mount, il cross sarà ancora calcio d'angolo.
Quindi non può uscire la notizia Insigne Juve, perché la Juve si è presa Caio Giorgio per 4 milioni e non riesce a spendere una lira nemmeno per Locatelli. È ovvio, nel momento in cui la Roma pia da Shomurodov, quell'altro sono tutti, hanno preso altri giocatori eccetera eccetera, l'unica squadra che poteva uscire adesso è perché l'Inter ha un po' di liquidità, ma non avrebbe secondo me nemmeno tanto senso, non la capirei come operazione sinceramente. Seconda punta alla Correa, quindi con giocare con Lautaro e Insigne o con Dzeko e Insigne, però sappiamo che Insigne seconda punta non ama farlo. Insigne è più un uomo da fascia, da 4-3-3, da 3-5-2, lo vedo difficile. E Inzaghi, che è sempre stato 3-5-2, Insigne a Rosomet. Cioè, capite? Ci sono una serie di problematiche, oltre al fatto che, insomma, cioè avete i soldi, ma comunque l'ingaggio che chiede Insigne è importante, perché poi Insigne non è che può chiedere meno soldi all'Inter di quelli che chiede al Napoli, deve chiedere almeno gli stessi soldi. Quindi a me non mi sconfinfera questa cosa qua. Non lo capirei. Poi mi sbaglio, magari Di Marzio ha sempre ragione, però non la vedo una cosa logica. Poi non è detto che nel calcio esistano solo le cose logiche, esistono anche le cose illogiche. Tunnel su Marcos Alonso. Attenzione, Jorginho fa buona guardia, il senso della posizione di Jorginho. Foyt recupera palla, ancora il Villarreal che avanza con il numero 4, è cambiato molto il Villarreal in questo momento, lo portano addirittura 5-3-2, ma dobbiamo capire, pallone recuperato da Gerard Moreno, sì, sembra proprio una difesa a 3 adesso, con Foyt un po' la Kimmich, perché Foyt ha cominciato la partita da terzino destro ed è finito regista centrale. Questo Foyt, da tenere d'occhio. Pallone per Gerard Moreno che di prima intenzione serve Stupignan. Punta Zipiqueta. Zipiqueta. Forse l'ho imparato a dire. Il cross facile preda di Mendy, coperto anche da Marlock Assensio. A Zipiqueta, così si dice, a Zipiculeta, a Zipiqueta. Non lo posso fare ancora, il telecronista professionista non lo posso fare. Lasciate un like per la voce persa. Jorginho, il lancio in avanti verso Pulisic che viene anticipato dal portiere, perché Jorginho gioca solo i palloni, il tocco breve, gioca solo sul breve, non gioca sul lungo, falsità che solo a Napoli si è portata avanti. Pallone fuori, è rimasto in campo? Intercettato ora da Marcos Alonso che trova Jorginho che ora serve in avanti. Pulisic messo a terra, si muove bene il numero 10, non tante occasioni. Stanno arrivando i rumori, sentite? Meno di quello che di solito è. Chalobah, Azpilicueta, Christensen e Rudiger. Dagliela Rudiger. No, esatto, Rudiger. Ora è Kovacic spostato tutto sulla sinistra, molto avanzato Marcos Alonso come sempre. Pallone di Kovacic impreciso, raggiunge Rudiger, si ricomincia da Chalobah. E ora è Azpilicueta che serve Mount, il pallone al centro per Havertz. Quasi gol per Pulisic che era venuto a rimorchio. Havertz, sei un ciuccio, fatemelo dire. Il pallone di Mount era splendido,
e Havertz il controllo, e poi perché ci deve andare col sinistro, tutto storto, lo sto dicendo, però gli arriva Pulisic che di esterno destro il pallone non gira abbastanza, quasi cadendo, si aggrappa alla rete, occasione d'oro per il Chelsea, ma insisto, Havertz non mi piace, non mi piace. Oh, poi sono gusti, voi potete scrivere sotto, ma quando mai quello è un mostro, io devo solo accettare. Kovacic, ancora pallone per Pulisic, si gira, ha anticipato al momento da questo Foyt che invece mi sta impressionando, il numero 8 del Villarreal, da tenere presente perché è terzino e pure centrocampista, sarebbe, mamma mia, sarebbe una cosa straordinaria. L'abbiamo visto giocare in una partita terzino destro e centrocampista centrale, quindi wow proprio. Giuntoli, Foyt, no, ma io devo fare delle ricerche, devo capire quanti anni ha, devo capire perché. Foyt, ok, argentino, center back o right back, quindi fondamentalmente difensore, centrale o destro. In questo momento sta giocando a centrocampo, quindi molto molto duttile. Villarreal in prestito perché è stato 4 anni al Tottenham, poche presenze, e adesso al Villarreal. Dobbiamo capire se è ancora di proprietà del Tottenham. Sposato con Ariana Alonso, che mo vediamo se la anche su qualche potrebbe essere imparentata, che ne sai. Kovacic, pallone che viene smistato verso Mount, che trova ancora Azpilicueta sulla fascia destra, ancora Mount, ancora un cross, e stavolta arriva Marcos Alonso, il controllo col destro non è dei migliori, ma vedete come riempie l'aria Marcos Alonso. Jorginho trova il passaggio per Marcos Alonso e c'è una trattenuta, l'arbitro dice di no, dice alzati, non c'è niente. Azpilicueta chiede all'arbitro di ascoltare il VAR, parla di maglia trattenuta, andiamo a rivedere. Chalobah, il pallone che parte da Jorginho, tra l'altro era fuori gioco di Marcos Alonso, quindi non sarebbe potuto essere rigore, credo che si doveva controllare questa cosa qua, e viene inquadrato proprio Estupignan, perché questo fallo su Azpilicueta era potenzialmente un errore di Estupignan. Il colpo di testa di Rudiger 2 volte, ora è Mount che la tocca leggermente, ma Havertz non ci arriva, ed è Mendy a bloccare facile e a far ripartire proprio il numero 2 del Chelsea, che ora serve Chalobah, che avanza, palla al piede, lascia da Azpilicueta, il capitano del Chelsea si ferma, trova Mount tra le linee, ancora Mount, si torna da Chalobah, oscurato Jorginho dal buon senso della posizione di Gerard Moreno, e infatti il Chelsea si affida ora a Kovacic. Jorginho trova spazio tra le linee, prende il pallone, cerca una soluzione, la trova in Christensen, ancora Chalobah. Il Chelsea ora cerca di mettere alle corde la squadra spagnola, il lancio di Jorginho è anticipato, ancora Havertz dall'uscita del portiere. A me Havertz non mi piace, è come il presepe, non ci puoi fare niente, è bello perché è bello, ma non ci puoi fare niente. Sarà lui l'uomo partita 100%. Vedremo se si dovranno andare i rigori, siamo quasi alla fine, mancano 50 secondi alla fine di questo primo tempo supplementare.
Christensen, ora c'è un dominio assoluto del Chelsea, Villarreal non riesce più ad uscire da questa difesa estenuante. Mount, Chalobah, Azpilicueta, ora è Pulisic, cercano i due trequartisti di trovare un'idea, si torna da Jorginho, vicino c'è Kovacic, i rumori, sentite bene? No, finiti? Perde palla Mount, prova a ripartire il Villarreal, ma c'è Rudiger fare buona guardia, ma c'era anche fuorigioco di Raba. Fuorigioco di Raba. Finisce senza recupero il primo tempo supplementare, quindi noi mettiamo stop al timer, ci sarà giusto il cambio, di solito non si fa nemmeno il time out, si fa il passaggio da un campo all'altro, ma credo che un po' bisognerà dissetarsi e facciamo ripartire il timer al momento giusto, perché sarà una roba emozionantissima. Forse i rumori filtranti, fluido contattato dal Napoli diventa un obiettivo. Azpilicueta, a sorella e papà che abita in campagna. Azpilicueta, Buonasera, across the pond, Franco. Se Jorginho dovesse vincere anche stasera, penso che il pallone d'oro non glielo toglie nessuno. Beh, avendo giocato, sicuramente le chance aumentano. Se fosse rimasto in panchina avrei avuto dei dubbi, le chance sicuramente se le gioca. Però sappiamo che c'è anche tanta politica dietro, eh? Ragazzi, non mi siete belli, per questo voi siete gli amici bellini. Posso salutare Caserta, tutta la città di Caserta? Come no, amico mio? Matti, come no? Salutiamo Caserta con affetto. Pallone d'oro già di Messi, sognare non costa nulla, il Chelsea ha più birra per il finale, credo anche io. Facciamo il tifo per Jorginho, ADL è talmente un visionario che la sta tagliando le bottiglie di plastica. Che si dice? Ciao Roberto. Ma tu sei iscritto? Sì, non abbiamo dubbi al riguardo che tu sia iscritto al canale. Fa piacere se vince perché vuole. Sì, ovviamente se vince Jorginho, ragazzi, questa è la nostra speranza, che si possa giocare una chance importante per il pallone d'oro. Nel frattempo sono pronto con il timer, stavolta lo faccio partire in tempo, ve lo giuro. Sono pronto con lo start, anzi posso fare start e pausa, così stiamo già là a 0. Siamo pronti. Mi trovo, stavolta mi trovo, sono in ritardo magari con voi, ma almeno io mi trovo con me stesso. 7, 8, 9, 10, 1, più o meno siamo lì. Marcos Alonso che torna ancora da Kovacic, lascia Jorginho, si deve tornare indietro da Christensen. Il Chelsea ricomincia dal palleggio dove aveva lasciato. Guardate come basso Jorginho, addirittura sembra ora, no, per un momento è sembrato un 4, una difesa a 4 con Jorginho difensore centrale. Il lancio per Azpilicueta che aggancia. Il lancio di Jorginho per Azpilicueta era preciso, aggancia ma non ci arriva Mount, che ora lascia il pallone ad Azpilicueta. Fallo laterale per Chalobah, ancora Christensen, ancora Jorginho. Lo cercano costantemente i giocatori del Chelsea. Ora è Mount che ispira per Havertz. Il cross di Azpilicueta è lento, preda facile dell'uscita del portiere Asenio, che poi potrebbe essere Asenio perché c'è una J per lo mezzo, non lo so, non posso sapere tutto. Pau Torres torna dal portiere dopo il pressing di Pulisic, e questo Foyt, questo argentino, io lo voglio tenere d'occhio
23 anni, guarda il lancio di Foyt, cade Alonso, Marcos Alonso, era fallo, ma quello dice che era fallo al contrario. Vedi. Il guardalinee chiamava il fallo al contrario, chiamava fallo su Alonso, per me era fallo di Alonso, infatti l'arbitro ha lasciato proseguire, è successo un bel macello, ma si ricomincia da Mount che lascia pallone ad Havertz, avanza palla al piede, no è Pulisic, ancora Mount, il tiro, ci è andato vicino, voglio capire se c'è stata una deviazione o se è stata parata del portiere. Vediamo Mount, il tiro, parata del portiere, paratona del portiere, sul buon tiro di Mount, allarga la mano sinistra e ci arriva. Calcio d'angolo per il Chelsea, vicino al 2-1 con Mount, parte Marcos Alonso, il cross è buono ma non viene intercettato, attenzione il tiro di Mount ribattuto e Jorginho di testa serve Kovacic che è rimasto ultimo baluardo del Chelsea, i due centrocampisti centrali con tutti gli attaccanti che erano stati raggiunti dai difensori in area. Ancora Chalobah, Marcos Alonso è rimasto sulla destra, serve Havertz, Mount, ancora Marcos Alonso sulla destra, fai un fatto strano, no, non l'ha fatto, l'ha ceduta a Chalobah, ancora Azpilicueta, il cross non arriva, ancora Chalobah, ancora Azpilicueta controllato da Estupiñán. In questo momento la palla arriva a Mount, non c'è fallo, si può ripartire. Foyt contro Jorginho, Foyt riesce ad evitare l'intervento di Jorginho e a scaricare sulla destra. Foyt, nuovo pupillo per il Napoli, subito, centrocampista centrale, comprare subito, immediatamente. Mi bastano pochi minuti per giudicare un giocatore, abbiamo già deciso che è fortissimo. Estupiñán controllato da Chalobah, c'è il fallo di Estupiñán, devi allargare le braccia amico mio, se allarghi le braccia forse non ti chiama la spinta, se appoggi le braccia sulla schiena la spinta. Così funziona il calcio. Rudiger trova Mount molto basso, quasi all'altezza di Jorginho, ancora Azpilicueta, ancora Jorginho e ancora Rudiger, tanti palloni toccati dal difensore ex Spalletti e ora c'è un lancio per Havertz che non viene raggiunto, Mandi controlla e rilancia e guadambia un fallo laterale. Quando siamo al 109esimo, 110 e quindi sapete che mancano una decina di minuti alla fine di questa partita che è stata bella, combattuta. Il Villarreal non è venuto a fare la vittima sacrificale, si è giocato le sue carte. In questi tempi supplementari il Chelsea sta dominando. La qualità si vede, non c'è dubbio. Ancora Foyt inquadrato che insegue un po' tutti i trequartisti del Chelsea, che ora riparte da Christensen, si ferma. Ancora Rudiger, vero e proprio regista aggiunto di questa squadra, tocca tanti palloni, il pallone ora viene anticipato. Havertz da Albiol con un colpo di testa preciso, attentissimo Raul, anche stasera partita maiuscola per Raul Albiol. I rumori, Azpilicueta, pallone complicato ora controllato da Chalobah, ancora è Mount che trova Havertz, serve Kovacic, il pallone ora è per Marcos Alonso, il controllo, entra in aria, ancora lo scarico per Kovacic, il tiro viene ribattuto e recuperato ora da Rudiger che serve Kovacic, ancora Jorginho,
La palla dall'altra parte per Cialobà. Il Chelsea chiuderà in attacco questa seconda parte di secondo tempo supplementare. Ancora Jorginho, si cerca spazio, è tutto chiuso all'indietro il Villarreal. Questo lancio è preda del portiere, si dispera Kovacic e si dispera Tuchel, non vuole andare ai rigori. Chiaramente la squadra sulla carta più forte non vuole mai andare ai rigori, perché ai rigori si sa che è una lotteria dove non è nemmeno la qualità, lo specialista, è un po', ci vuole il mazzo, lo sapete. Carlos Alonso, il tiro addirittura col destro, ciofeca vero e proprio, col destro non farlo, non ci provare nemmeno, è come Mario Rui, uguale, il destro di Mario Rui, anche se sei un bel ragazzone, rientra sul destro, il tiro fuori dalla portata proprio dei bambini, tenere fuori dalla portata dei bambini. Emery a gran voce chiede ai suoi di serrare le fila. Pubblico del Villarreal a stretto contatto col pubblico del Chelsea, c'è una linea immaginaria che li divide. Cade Gerard Moreno, non c'è fallo per l'arbitro, polemica di Gerard Moreno nei confronti del direttore di gara che lo ignora. Ancora Rudiger per Christensen. Ciabola ha davanti a sé Azpilicueta e lo serve, può andare avanti Azpilicueta e provare il cross, si ferma davanti a sé Stupignan, non puoi mai superarlo. Ancora Jorginho, ancora Azpilicueta, lascia Cialobà, ma c'è l'intervento di Gomez e il pallone poi accompagnato in fallo laterale da un difensore che non sa, sinceramente non saprei, che credo che Pau Torres sia uscito. Attenzione il cross, la parata facile del portiere. Vedete, è uscito pure Pau Torres. Mandi al posto di Pino. No, Pau Torres è ancora lì, allora era lui. E allora era proprio lui, Francisco Pau Torres. Jorginho, stop di petto, pallone al volo, Havertz è una ciofeca. Insisto. Ancora pallone buttato da Havertz, Mount scambia con Pulisic. C'è il fallo di Gerard Moreno, Havertz è una ciofeca ufficiale. La maglia del Chelsea è interessante con questa specie di fulmine sui lati giallo, forse pure per questo Jorginho si è fatto capire, non lo so. Rudiger, controllo di palla con il destro, avanza, lascia ad Havertz che torna da Christensen. Non ci sono spazi per il Chelsea, serve anche in questo caso pazienza, le maglie non si allargano. Ancora Pulisic, il passaggio verso Mount che arriva poi al cross e addirittura Marcos Alonso ha provato ad intercettare questo cross, ma c'era un fuorigioco precedente. Credo che proprio Mount fosse in posizione irregolare e quindi nulla di fatto. Mancano altri 4 minuti e ho dimenticato il banner, lo so, tra il timer, il banner, il timer, no spoilers, real time, dai, siamo in real time, veramente. Azpilicueta non può controllare questo pallone, sarà fallo laterale per Armero, un misto tra Armero e Asamoah, questo è Stupignan. Alexandro che c'ha pure il numero 12, Armero,
a Samoa, questo tipo, perché è tutto mancino, è un buon terzino alla fine. Se venisse io non protesterei se venisse Estupiñán. Foyt, personalità, si prende la questione, personalità anche per Foyt, quindi dal Villarreal mi prenderei tranquillamente Foyt da mettere a centrocampo, e anche lo puoi mettere anche in difesa. Estupiñán, insomma, non sono folle per lui, però non è male. Forse più bravo ad offendere che non a difendere, che è stato insomma inserito in un secondo momento. Attenzione, il colpo di testa di Gerard Moreno tutto solo, forse era fuori gioco. Sì, parte decisamente un metro avanti Jorginho. Il colpo di testa veniva comunque parato da Mendy, ma in netta posizione di fuorigioco. Vedo un portiere che si scalda. Ora, non saprei. Sembra che si sta avvicendando questa storia del portiere pararigori. Cosa interessante, se non sbaglio questa cosa accadde anche con Kepa e Sarri, all'epoca di Sarri, il famoso cambio che non avvenne. Questa è roba interessante, mi interessa moltissimo anche sapere voi cosa ne pensate. Attenzione, ancora un fallo e un cartellino giallo che arriva a centrocampo. Fallo per Raba su Pulisic che se n'era andato via. Fallo che ci sta, fallo da dietro. Guarda un po' cosa succede. Che entra Arrizabalaga Kepa para rigori al posto di Mendy. A freddo se ne parlerà tantissimo, magari diventa l'eroe della serata, magari se non para niente, tu dici vabbè, potrebbe anche non parare niente perché non para niente, però se non pari niente potrebbe essere una cosa così. Evidentemente era una cosa concordata. Interessante scelta da parte di Tuchel. Marcos Alonso, il colpo di testa, e ora tenta questo contropiede. Se Villarreal segna sul contropiede con Estupiñán, che viene fermato molto bene da Kovacic, che scambia con Azpilicueta. Se segnava Estupiñán con Kepa ancora freddo in contropiede, sarebbe stato l'apoteosi della meraviglia del calcio, storie che meritano proprio video domani. Il cross di Azpilicueta, il colpo di testa tentato da Pulisic, che però commette fallo. Mancano 0 secondi e praticamente ci siamo. Possiamo interrompere il timer. Vabbè, c'è un pochino di recupero. Vediamo se Arrizabalaga Kepa, che ora insomma richiama un po' i difensori. Ci sarà un lungo rilancio da parte del portiere del Villarreal e 1 minuto di recupero è stato dato dall'arbitro, quindi mancano 30 secondi. Il colpo di testa da parte di Gerard Moreno, grande partita, generosità da parte di Gerard Moreno un po' ovunque, gran gol, ha giocato un po' sulla fascia, ha giocato un po' seconda punta, tanta roba. Azpilicueta, ancora Estupiñán che non ha giocato male. E prova un ultimo assalto Havertz, viene fermato in fallo laterale da Torres e ci siamo. I rigori signora signora, i rigori, quindi stoppa i timer, chiudo i timer completamente, non ci interessa più.
Non ci interessano più i timer, cancello proprio, non ci servi. Non posso, vi leggo vi do un bacio a volo a tutti quelli che si stanno collegando adesso. Saranno i rumori a sancire la vincitrice di questa Supercoppa senza problemi. Pulisic 70 milioni. Vi voglio bene. Un fatto su Instagram, poi me lo vedo. Amici miei, si va alla lotteria dei rigori, quindi non posso assolutamente leggere i vostri commenti perché qualcuno spoilerà. Io sarò in leggero ritardo, sarò in grandissimo ritardo, quindi non posso leggere niente, ma la mia reazione deve essere veritiera e reale, assoluta e insomma fatta bene, non così. E vediamo un pochino di cosa si tratta, vediamo chi sarà. Ah, e tu mi hai mandato praticamente la stessa maglia che abbiamo mostrato prima, però la versione prima maglia in azzurro. Sì, ma sicuramente questa è un'idea interessante, perché questo grafico l'aveva fatta a righine e le righine insomma fanno un po' pigiama. Anche così non è niente male, amico mio. Sì, approvo. Vedo Jorginho bere. Ovviamente tutti si aspettano che Jorginho tirerà uno dei rigori, ora tirerà quello finale, tirerà uno dei primi. Questa è una scelta che gli allenatori devono fare. A volte lasciano quello freddo per la fine, per l'ultimo, quello decisivo, anche se può anche capitare che sbagli quelli di prima e non ci arrivi proprio a tirare il quinto rigore. Quindi sono sempre scelte condivisibili o meno condivisibili, non lo so. Ora Tuchel sta motivando, no? C'è poco da dire, perché sa da dire un rigore, però vedo un sacco di parole al vento, di movimenti, di cose. Devi solo motivare per il rigore, oppure stai dicendo avete giocato bene, avete fatto degli errori. Ok. Sta motivando, adesso tutti si motivano, tutti si devono motivare, perché è solo una questione di motivazione, di concentrazione. Bisogna scegliere dove si tira, probabilmente si lancerà un'altra monetina. Albiol se lo dovrà vedere con Azpilicueta. Testo croce. Quindi se esce quello che esce, no, poi qua non si sceglie nemmeno, se non mi sbaglio. Se esce una cosa, se esce una facciata, si va da quella parte. Se esce l'altra facciata, si va da quella parte. Quindi non è la scelta, si va da quella parte. Benissimo. In bocca al lupo. Tira un'altra volta per decidere chi parte per primo. Beh, è lunga questa spiegazione, ma ce lo dimmi, è bello che va a cuccare, quindi tirate voi, ok, poi tirate voi dopo, e mi pare pure giusto, lunga questa cosa, evitabile. Albiol, Kepa, Azpilicueta, Arrizabalaga, chiamiamolo Kepa, che prova i palloni, tu freddissimo, vabbè che tu magari se sei rigorista, se sei paratore di rigori, anche se stai a freddo, magari sai come buttarti, eccetera, eccetera, ma il contatto con la palla lo devi avere, insomma, devi solo parare i rigori, lo capisco, anche se la tocchi non c'è la ribattuta, quindi probabilmente ci sta. E parte proprio il mio non favorito, Havertz, dove fanno le mozzarella, Havertz, vediamo, c'è anche Rulli, inquadrato Rulli, secondo portiere Rullo proprio, è quasi Rullo,
A segno, regalami un sogno, para proprio il rigore ad Havertz che l'ho fatto una mezza per tutta per tutta la partita. Ma io non so, insomma, i rigori lo sapete, sbagliano i migliori, sbaglia Giorgini, sbagliate, quindi figurati. Però proprio come tipologia di giocatore, no? Il trequartista un po' con queste leve così lunghe, un po' macchinosetto, parte il tiro e la parata, lo sapevo! Lo sapevo! Mamma mia! È tutta la live. Se non mi mettete 178 mi piace in questo momento, che è tutta la live che sto facendo una chiavica a questo, e ha sbagliato proprio lui. Subito, subitissimo. Gli occhiali del Villarreal questi sono. Vai! Mo qua perché qua tutto può cadere, perché Gerard Moreno ha fatto una grande partita. Spesso quelli che fanno una grande partita, ricordate quegli spagnoli contro di noi, spesso capita che sbagliano proprio quelli che fanno una grande partita. Vediamo Kepa, vediamo Gerard che parte, il tiro si ferma, la mamma mia, palo, gol, pallone, Kepa completamente spiazzato, pallone rischioso, rivediamola, si ferma un attimo, palo interno, gol. Freddo, rigore perfetto, 1-0 per il Villarreal. Teniamo il conto, non facciamo la fine di Donnarumma, che non era Capitamaghis, che avevamo vinto l'Europeo. Parte il capitano Azpilicueta, la rincorsetta, il tiro, intuisce il portiere, ma c'è un gran gol di Azpilicueta. Il capitano allarga il piattone, inarrivabile, precisissimo l'angolo scelto dal numero 28 del Chelsea, che fa 1-1. E ora sul dischetto ci va, chi è questo? Mandi? Pregano i tifosi, sì, proprio Mandi, numero 22, entrato nella ripresa, quindi non caldissimo. La parata di Kepa, stavo proprio dicendo, quindi non caldissimo, entrato nella ripresa, Mandi, entrato nella ripresa, quindi perfetta parità. L'errore di Havertz, l'errore di Mandi o la parata di Kepa, che si allunga bene, la intuisce e la para. 1-1. Sul dischetto va Marcos Alonso. Signori, vediamo se il giocatore è completo, vediamo se possiamo, se dobbiamo rimpiangerlo o meno, perché non verrà. Vediamo se lo dobbiamo rimpiangere al 100%. Bel ragazzo, bei capelli, il numero 3 parte con il mancino, cadendo segna, spiazza il portiere, ma l'ho visto anche scivolare. È pure fortunato Guaglioro, guarda, colpisce il pallone e perde il contatto con il terreno. Ricordiamo il famoso rigore tirato da Terry, proprio il Chelsea non è nuovo a queste storie. Quindi passa in vantaggio il Chelsea 2-1 e adesso tanta pressione su Estupignan, penso sia proprio lui. Estupignan prende la rincorsa con il mancino, il numero 12. Parte Estupignan, rincorsa. E che rigore che ha tirato! Mamma mia, rigore bellissimo, perché rincorsa strana con questi 3 passi strani e poi aspetta e spiazza. Estupignan. Quindi sia lui che Marcos Alonso la mettono. Momenti importanti, momenti dove tutti questi giocatori in orbita Napoli non li vedremo mai.
Siamo sul 2-2, parte Mount, parte la rincorsa, il tiro spiazzato ancora il portiere, rigore ben tirato da parte di Mount. Sì, piattone destro alla sinistra del portiere che va sulla sua destra ed è 3-2 per il Chelsea. Emery è un po' strano, il vampiro, si può dire un po' il vampiro, ma si può dire che ci sono tanti altre persone a cui assomiglia Emery. Kepa salta, cerca di si muove il pallone, vediamo il pallone, c'è forse qualche scarafaggino. Parte Mario Gomez, anche lui è entrato nella ripresa. Non si chiama Mario Gomez, ma Gomez, insomma, la mette, intuisce Arrizabalaga, ma non riesce ad arrivarci. Pallone che finisce veramente vicino al palo. Gran rigore. E quindi è 3-3. Ultimo rigore e poi si andrà ad oltranza, ovviamente il signor Jorginho. Vediamo se questi capelli ti hanno rovinato la freddezza oppure no. Parte Jorginho con il numero 5, il saltello e il pallone centrale e fa anche una mamma mia, saltello aspetta. Perché non hai aspettato anche nella partita finale dove l'hai sbagliato? Il saltello e il pallone dalla parte e la palla piano piano centrale perché il portiere oramai è saltato. Questa è la freddezza di Jorginho. Belli, come mai con l'Italia proprio quell'ultimo proprio non è riuscito? Non si sa, ma non ha importanza. Ha dovuto zittire evidentemente tifosi disturbatori, l'ha messa e quindi qua potrebbe essere decisiva se Kepa la para o se questo qua che parte proprio Rabba il tiro, il gol. Raba il gol che chiama il suo pubblico. Quindi non è finita, si dovrà andare avanti, signori. Spiazzato Kepa, il mancino si insacca. 4-4 e ora si andrà avanti. Vediamo chi sarà incaricato. Va l'americano. Il pallone sul dischetto del rigore non si ferma, c'è un campo non proprio in perfette condizioni. Parte Pulisic, vediamo se l'americano ha freddezza. Sì che ce l'ha, pallone da una parte, portiere dall'altra. Chelsea nuovamente in vantaggio e ora tutta la pressione è sul prossimo tiratore del Villarreal. L'americano potrebbe aver tirato un rigore decisivo, vediamo se sarà proprio quello. E va proprio quello di cui vi avevo parlato io. L'argentino Foyt parte e la spiazza Kepa, si va avanti, questo c'ha personalità sto 23enne, ragazzi, compriamo, dai, compriamo. Portiere spiazzato e palla nel sacco. Stu guaglione è proprio, mamma mia, interessantissimo. Devo subito chiamare i miei amici Moschella, devo chiamare il mio amico Emiliano di Emi Scouting. Va Rudiger in corsa centrale e il tiro spiazza il portiere che non si muove. È andato deciso Rudiger, non ci ha pensato su 2 volte e il portiere addirittura non si è mosso. Forse aspettandosi
aspettandosi qualche trick, qualche giochetto da parte di Rudiger. Il portiere è rimasto in piedi e non ha avuto scampo. Gesù, Raul Albiol. Mamma mia. No, mi sento male. Mamma mia, che pressione su Raul. Parte Raul, il tiro, la parata di Kepa. Proprio Raul, perché noi siamo sfortunati, perché noi dobbiamo sempre soffrire, perché quando ci piace un giocatore dobbiamo sempre soffrire. Non c'è niente da fare, si soffre sempre, anche quando si vince si soffre. Proprio il capitano, proprio che brutta cosa. Andiamo a leggere un po' di commenti. Ovviamente tutti che salutano a Zipicueta no, ma Kepa che giustamente entra e adesso è l'eroe della giornata, Tuchel, eccetera eccetera. Chiudiamo tutto che non ci interessa proprio. Sì, Raul, ragazzi, sì, sono proprio quelle storie brutte, come fa? Però se ne è tolta la soddisfazione di aver vinto l'Europa League, non fa niente. Come fa? Povero, lo so. Questo Valerio mi sbalia tutti i cognomi, bravo. Ha vinto il Chelsea, ma ha già scritto un banner gigante, perché adesso arrivano tutti quelli che non così. Vince il Chelsea, perché adesso tutti quanti arriveranno, anzi lo devo mettere così in sottofondo che scrolla, perché mentre scrolla posso leggere i vostri messaggi. A questo sta scritto sotto vince il Chelsea, perché poi arriveranno tutti quanti. Azziculeta, pallone d'oro Jorginho, ragazzi, almeno questo ce lo possiamo togliere lo sfizio di chiederlo a gran voce, poi vediamo. Ha vinto il Chelsea, peccato per Albiol, assolutamente peccato, lo so. Speriamo che Jorginho, speriamo, sarebbe una bellissima cosa. Jorginho contro Albiol è come vedere due tuoi ex che litigano tra di loro, è vero. Ci sta. Azzipique. No, ma ci rinuncio. Azipiliqueta. Azpiliqueta. Senza azzi. Az. Albiol out. Comunque ho letto su Google e Foyt è stato comprato da Villarreal per 15 milioni, prestito con diritto di riscatto. La squadra prima l'ha blindato fino al 2026. Abbiamo fatto il secondo posto, Pietro. Allora vuol dire che abbiamo fatto il secondo posto, quindi non ci possiamo mettere il pensiero. Va bene. Tutti ma non Raul, esattamente. Per Insigne fumata grigia oggi dopo primo incontro. Che si intende per fumata grigia, amico mio? Petizione per Valerio, commentatore da New York, amico mio. Troppa emozione in finale d'Italia può essere. Scusate, ma che è successo? Chi ha vinto la marchigiana? Scusi, chi ha fatto palo? Adesso alza la pagata. Io non vi sto capendo tanto oggi, ma sarà colpa mia. Di Marzio dice che è più probabile che Lorenzo vada piuttosto che resti. Allo stesso prezzo prenderemo Boga. Non ha proprio senso. Non ha proprio senso. Boga probabilmente ti chiede meno di ingaggio. Questo sì. Boga forte è forte. Chi dice niente? Però non lo so che senso ha per Insigne, perché quanto gli dà all'Inter? Non lo so, staremo a vedere. Mi sembra evidente che sia tutta colpa di Gattuso, ovviamente. Se il Villarreal vinceva mi prendevo la maglia del Albiol, questa maglia non c'ha da comprare. Evidentemente non si deve comprare. Quella di Jorginho resta.
Foyt e Alfonso In. Non è possibile, credo di no, amico mio. Vince sempre la squadra che sbaglia il primo rigore. Questa è un'osservazione interessante. Io lo rivoglio a Jorginho a Napoli, amico mio, e chi non lo rivorrebbe? Tutti, anche quelli che hanno detto lo porto in braccio all'aeroporto, lo portiamo noi subito, lo vendiamo, adesso lo rivorrebbero sicuramente. Povero Raul. Ma cosa sono questi rumori? I soliti rumori, Alfonso. Lasciamo perdere un attimo, poi magari domani ne parliamo, però devo informarmi un attimo prima, non cavalco la notizia, perché non è detto che Di Marzio le azzecca sempre, anzi. Jorginho la sua tinta ossigenata alla conquista del pallone d'oro, speriamo bene. Road to 300 like. Oh ragazzi, a quanti like stiamo? Arriviamo a 300. Si può arrivare a 300. Quanto stiamo? Mi fermo. Anzi. Perché mi fermo e vabbè. Fragili mentalmente, il fumetto, Bobot, eccetera, eccetera. La sigla, sì, fragili mentalmente. Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Ospina di mattina, Meret e Viro tu. Di Lorenzo, mo ci penso, più sai, non sia mai, ma il quit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui, Kulamo, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, Manolas, non direi. K2 colpe non sue, Rachmani pensa al domani, Maximovic ma io non ci capito contratto, non ho contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non sto capendo che ma in Europa League, in Champions League, Sasic. E su Sasiccio ci fermiamo e ritorniamo a leggere i vostri messaggi. Signori miei, 300 like, vediamo un pochino di averli, ma per Polli, mica per me. Giulia lo fa sempre, non c'è problema, grazie Giulia. Fatti il capello già, esatto, pure potrebbe essere una soluzione. L'occhiale. Insigne ad un passo dall'Inter, niente, siete convinti da questa cosa qua? Vabbè. Oh, tutto può essere. Io non la vedo un'operazione logica per il 3-5-2 di Inzaghi. Poi se lui crede di poter... se loro credono di sostituire... O se stanno venendo pure a Lautaro. E allora fanno Insigne e Dzeko, completamente rivoluzionano tutta la cosa. Perché Insigne e Lautaro insieme... Ragazzi, non mi convince. Molto più affidabile Fabrizio Romano che Di Marzio, spesso mi ha fatto prendere delle bruciature con operazioni che dava per fatte. Esatto. Ah, bravo Gregorio, hai ragione. Praticamente la fase difensiva, mo ti spiego questa cosa, che è la canzone, non tutti sanno che era la canzone che avevo in previsione. Ho cominciato a svilupparla, dopodiché è cambiato talmente tanto dall'idea. Ho cominciato con della batteria che suonava con un suono quasi tribale alla Napoli Centrale. Dopodiché questo suono si è evoluto talmente tanto che è diventato tutto molto elettronico e ho cambiato completamente la canzone. Quindi la canzone che uscirà in questi giorni, spero settimana prossima, tra un paio di settimane, poi dipenderà dai tempi di upload, che è finita, quindi devo solamente finalizzarla. Non è la fase difensiva perché è cambiata completamente, però è da lì che parte e poi tutto si sviluppa. È un macello, ho fatto un macello. Secondo te Jorginho, anche se sbagliate il rigore, vincerà il pallone d'oro? Se tu dici quello là negli europei, secondo me Messi continua a essere il candidato principale, però un altro trofeo per Jorginho, entra, si prende la fascia di capitano, segna questo rigore
segna questo rigore che rimane nella testa di chi deve votare, se la gioca. No, non si può avere nessuno spezzone, assolutamente, amico mio. Questa qua è una canzone che deve esplodere, non posso vedere. E poi non è più la fase difensiva, quindi non sarà completamente diversa. Di Marzio ha aggiunto che Lorenzo preferirebbe andare via ora piuttosto che a zero per non passare da traditore. Perché secondo voi, ma secondo Di Marzio, cioè tutto questo discorso, secondo Lorenzo, secondo Insigne, non passa da traditore, da Napoli a Inter, con i soldi, perché Higuain 95-94 milioni non è passato da traditore. Ma quanti stronzate, Canarisce, ma quante stronzate. Io non credo che Insigne possa fare un discorso del genere nella sua testa, e non credo che i discorsi nella sua testa poi vengano affidati a Di Marzio, sinceramente. Però mi sbaglio io, sicuramente mi sbaglio io. Detto questo, andare all'Inter senza soldi in un contesto tattico senza ali non lo capirei molto. Se vai all'Inter per meno 71, con tutto il rispetto, devi andare all'estero. Sì, ma hai capito? Cioè, non è che tu te ne vai non sei traditore, e te ne vai a zero, sei traditore. Ma assolutamente no. Ma perché Donnarumma se ne è andato a zero, traditore. Di Higuain 90. Dipende da dove vai, dipende da cosa fai, dipende dal come, da perché. Ma assolutamente. 272, mi fermo. 300 adesso, subito. No, e mi fermo perché sennò, vedi, non c'è nemmeno acqua. Mi fermo. Insigne all'Inter. Sì. Va bene. E allora, se se ne va, perché ricordatevi, solo la maglia può dispiacere, ma solo la maglia. Noi si è andato Hamsik durante una stagione, faceva più male, e io a un certo punto ho detto ciao, stata buona, e Hamsik se n'è andato in Cina, non è rimasto in Italia, cioè non l'abbiamo dovuto vedere tutte le domeniche giocare con un'altra squadra. ADL è talmente visionario che a posta del logo EA7 mette la sua faccia. E lasciate sti like, ma veramente, ma che vi costa? Pensi che Jorginho vincerà? Non lo so, Antonio, è difficile, lo spero tanto, lo spero con tutto il mio cuore. Insigne non lo vedi in una dimensione diversa da quella da Napoli? È complicata. Bei capelli nella canzone, grazie Tommy, sono sempre loro, solo che mo mi sono fatto, fa un caldo pazzesco oggi. Il merch di Valerio Fluido, fluido.net, store italiano valeriofluido.oplix.com. Poi Di Marzio quest'anno dice diverse cazzate, ma anche su altre cose, quindi vatti a leggere l'articolo di Di Marzio, ti stanno dicendo un sacco di cavolate, è tutto un condizionato. Bravo, cioè parrebbe che sembrerebbe, ma sembrerebbe, io posso fare qualsiasi tipo di articolo, pare che Spalletti avrebbe detto ad ADL che se Insigne va via lui rescinde il contratto perché non può partire senza Insigne la stagione. Parrebbe, mica ho detto che veramente è, mica l'ho sentito io, parrebbe che Spalletti avrebbe detto, sembra che così avrebbe risposto ma come si fa un giornalismo così? Parrebbe, saprebbe, e già, non vi prendete la responsabilità di dire è fatta. Non vi prendete la responsabilità di dire l'ho sentito con le mie orecchie. C'è sempre una fonte di un uccellino che magari si trovava a passare vicino allo spogliatoio. Pisacane sta a Napoli, sta a Castel di Sangro a parlare degli altri suoi assistiti. Si sono sentiti per telefono. Allora avete intercettato la telefonata. Parrebbe che Pisacane abbia parlato con Marotta quando si trovavano a mettere l'ombrellone vicino Pescara e Giam. Ma volimmo fornire e fare giornalismo così, altrimenti io che dico sempre, io non sono un giornalista, io sono un tifoso come tutti gli altri che
I just happen to be on YouTube. Già per caso sto su YouTube e qualcuno si vede le mie storie. Ma così io giornalista posso fare pure, non c'è nessun patentino da prendere col parrebbe e col sembrerebbe. Poi vabbè. Insigne merita 4-5 milioni, mica ha guadagnato quanto Messi a fine carriera ed è giusto che si faccia i suoi conti, adesso può cercare un aumento, dopo sarà troppo tardi. Sì, ma ci ricordiamo sempre che l'Inter è la squadra che non ha pagato gli stipendi, no? Quindi 4,5 a Napoli li prendi, almeno per un altro anno. Se vai all'Inter può essere pure che te ne offrono 5,5 o 6 e non li prendi. Quindi io ci penserei sopra. Potrebbe essere che non potrebbe essere. Io abito in Lombardia, loro continuano a ribadire che l'Inter sia in prestito su Pesacane e che Insigne sia tentato. E vedi che Insigne sia tentato. Questa è una notizia. Insigne sia tentato. È normale che se ti arrivi come Koulibaly è tentato dal Paris Saint-Germain. Se la notizia ci fosse, se basta che qualcuno metta la cosa, è normale che è tentato. Dice Sergio Ramos, Messi, Mbappé. È normale che uno dice ma quasi un anno. Ma poi dal dire al fare c'è di mezzo un macello, c'è di mezzo la moglie che non lo so se vuole andare a vivere a Milano, se quella sta bene a Napoli, vive come una regina a Napoli, da Napoli non si vuole muovere. Sono una serie di cose, i figli a scuola si devono muovere, oppure ti fai solo l'esperienza breve e lasci la famiglia a casa e chi lo senta Insigne. Ma per favore, Insigne che deve trasferirsi a Milano, si deve trasferire tutta la famiglia perché non si può spostare solo lui. Insigne muore senza la moglie vicino. La moglie muore senza Insigne vicino. Non si può fare. Non si può fare, a meno che non l'avete già pensato da un sacco di tempo, hai parlato con Bastoni, magari durante l'Europeo, già ti eri organizzato, allora la moglie già lo sa. Non sono cose che si fanno in 10 giorni, Insigne a Milano. Non sono cose che si fanno 10 giorni. Il pressing, la tentazione, non sono cose che si fanno in pochi giorni, Insigne a Milano. Si fanno in un bel mesetto. Altrimenti hashtag parrebbe, esattamente. Parrebbe che sembrerebbe che la moglie di Insigne non vuole andare. Insigne è tentato, ma la moglie dice di no. Notizia che vi do io senza alcuna fonte. Parrebbe, sembrerebbe che la moglie di Insigne abbia rifiutato lei il trasferimento. Insigne ci voleva andare, perché poi lo merita, sarebbe stato il numero 10 numero 10 ce l'ha Lautaro, ma sarebbe stato il numero 10, diciamo, della situazione, il trequartista ideale vicino a Dzeko in un Inter rivoluzionata che però non vuole lasciare la vetta. Insigne ci ha pensato a lungo. La moglie ha detto di no. Ma la moglie decide. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Destini forti, uomini forti. Destini deboli, ste mogli. Mi sembra come quando Mister Tullio faceva Mister Tu, grande Mister Tu. Parrebbe che Di Marzio dopo questa notizia va a vendere i carciofoni alla rotonda di Arzano. Di gran lunga mio. Grazie, figo mio. If my grandmother had wheels, it should be a bike. It could have been a bike, of course. Mutanda in testa, salvaci tu. Come siete belli, avete sempre i commenti bellini. Insigne trasferisce a Milano con tutte le agenzie di moda che ci sono e quello Lorenzo muore di infarto. Lo sai già. Scusa, non so se si possa fare la trattativa per il rinnovo Insigne anche a mercato. Sì, il rinnovo lo puoi fare in qualsiasi momento. Per questo è il pericolo grosso, è che il Napoli non si voglia nemmeno sedere al tavolo del rinnovo per non ricevere un rifiuto e per iniziare la stagione con Insigne al Napoli, e quindi poi si crea quella problematica che ogni tanto magari lo chiami, dici ma vuoi rinnovare adesso, vogliamo sederci al tavolo, e lui magari risponde sto concentrato
c'è la prossima partita che è importante, oppure non voglio parlare in questo momento, c'è la partita di Europa League, adesso c'è un paio di partite così, e quindi te lo porti appresso fino all'anno prossimo. Questo sarebbe un grave danno. Si dice, è grande. Ti seguo dall'Inghilterra, ti voglio troppo bene, anche io Salvatore, grazie mille. Insieme se rinnova lo fa campionato in corso, se no va a scadenza. Esatto. A che servirebbe Belling mezzala esterno, che poi la mezza per me lo può fare, esterno di centrocampo non glielo farei fare mai. Poi hanno già Perisic adattato lì, se ci metti Insigne che ha da fare tutto terzino, tutta la fascia, oddio lo fa, lo fa senza problemi. Secondo appunto, ruolo peggio dell'altro. Poi vabbè, quest'anno molto meglio Pedulla. Pedulla sì, secondo me lì giù il cappello. Di Marzio vuole fare pressione su ADL per il contratto. 10 like ce li avete? Io ho finito l'acqua. 10 like, forza. Dieci like. Meno 7, 8? Allora solo una. Parrebbe, fatemi leggere. Parrebbe che Emerson abbia chiesto a Radiele di lasciargli vincere l'ultimo trofeo senza sforzare. Pure può essere. È una cosa più logica di Insigne all'Inter. Parrebbe, sì. Sta là in banchina, alza trofei senza fare niente. Ma quale fesso pagherebbe? Questo poi è un altro discorso, Nicola. Questo è un altro discorso. Pagherebbe 25 milioni quando tra pochi mesi lo puoi prendere a zero. Questo è un altro discorso. All'Inter attuale, questo è un altro discorso giustissimo, riflessivo. Sempre vanno fatte delle riflessioni, ovviamente. Che senso ha? Ti cambia la stagione e ti serve proprio quello. Allora se tu dici a me serve proprio Insigne, ho venduto, per dire, no? Ascoltatemi, ho venduto Lautaro, mi sono tenuto Lukaku. Se io faccio Insigne e Lukaku, c'ho probabilmente il doppio dei gol, perché Insigne ispira Lukaku, ci metto quello a destra, insomma anche Darmian va bene sulla destra che ti fa tutta la fascia, Insigne dall'altra parte con Lukaku. Ma già insieme a Lautaro sono meno compatibili. Questo per un discorso tattico. Poi per un discorso proprio economico, se tutto fosse perfetto a livello tattico e a livello proprio calcistico, una riflessione, visto che non danno soldi, manco loro, neanche loro hanno una lira, perché devono vendere Lukaku, devono vendere Hakimi, non possono permettersi. Sta il sostituto di Hakimi, dove sta? Prendono Dzeko perché sono anni, ma fine carriera. C'hanno 25 milioni, ce li hanno, ma li spendi su Insigne? Non lo so. Boom, 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 boom. Di Marcio. Lorenzo da solo si perde a Milano. Ti immagini che poi arriva col turbante tipo Totò che pensa che fa freddo? Ora che hanno preso anche Dzeko, perché poi Dzeko comunque ha da pigliare 5 milioni, non lo so. Parrebbe potrebbe entrare in una canzone, è una di quelle cose che mi piacciono tanto. 25 milioni per un giocatore in scadenza di 30 anni, non funziona la gioco in una società che deve spendere poco. Parrebbe sia cosa fatta. Sì, però è strano perché Di Marzio è stato sempre affidabile. Forse la mancanza di notizie. Sono d'accordo sulla mancanza di notizie che ti porta poi a cavalcare i parrebbe e una serie di voci che sono più o meno valutabili, insomma plausibili. Si prendono poi le responsabilità quando dicono una cosa sbagliata. Per esempio, parrebbe che il Barcellona stia pensando ad Insigne, sempre che vendano uno tra Coutinho, Griezmann, Ansu Fati, Depay, Agüero, Dembélé, tutti quelli là così. Poi hanno venduto Messi, cioè avevano anche Messi quando uscì la notizia il Barcellona sta pensando ad Insigne. Si prendono la responsabilità di quello che dicono, oppure semplicemente le puoi dire tutte e poi il giorno dopo ne dici un'altra
e se ne indovini una fai pure il tipo "Ah, l'ho presa, l'ho detta prima degli altri", ma tutte quelle che hai detto che non si sono mai verificate, qualcuno si prende la responsabilità, oppure i giornalisti che parlano di mercato possono sparare quello che vogliono, noi tifosi così che ci ammocchiamo. Io vi ricordo semplicemente la faccia che hanno fatto Di Marzio e company quando si è saputo la notizia di Mourinho a Roma. Non ne sapevano niente, stavano dando Sarri per certo da settimane. Sarri finisce alla Lazio, arriva Mourinho e loro così non ne sapevano niente. Parrebbe. Par bene, tra l'altro, ecco qua, se vendono anche Lautaro, allora aumentano i soldi a dismisura. Se vendono anche Lautaro, si comprano Insigne. Parrebbe che pare, ma sembra, ma poi non è detto. Ma poi perché proprio all'Inter al suo posto converrebbe fare la panchina in Inghilterra? Non lo so. 100 milioni per Koulibaly, facciamo lo sconto per PSG. Parrebbe che PSG voglia comprare anche Koulibaly. Sembrerebbe, partendo dal fatto che i giocatori si sono dimostrati tutti dei mercenari, non mi preoccuperei più di tanto se Insigne dovesse andare via, del suo ruolo se ne trovano, piuttosto noi non abbiamo terzini. Luigi, nello specifico, io Insigne un discorso, allora, in generale hai ragione per quanto riguarda il ruolo, perché si trovano più facilmente di altri giocatori estrosi che possono fare la differenza lì. Insigne nello specifico è molto accentratore di gioco, nel senso che quando c'è lui in campo la palla va là di natura, perché i compagni si fidano, perché sai che se gliela dai male lui te la pulisce, e quindi ti fidi sempre di darla ad Insigne. Poi c'è il discorso capitano, sei un capitano che ha un peso nello spogliatoio, sei un capitano che fa rumore nello spogliatoio oppure no. Questi sono tutti discorsi da approfondire. Abbiamo rinunciato a capitani più pesanti di Insigne, e quindi sotto questo punto di vista io non mi preoccupo nemmeno. Il problema è come sostituirlo e quando, con i tempi stretti che abbiamo, che non riusciamo a mettere in terra un contratto uno qualsiasi, figurati se riusciamo a sostituire Insigne adesso. E non ditemi metti Lozano di là e tieni Napolitano dall'altra parte con un ass a destra e Maciaccia a sinistra, perché a quel punto ci sta buono, perché non puoi sostituire Insigne con un ass o con Maciaccia. Lì vado in moto con i rumori. Abbiamo Zedad, che esatto, sostituiamo Insigne con Zedad, che a quel punto abbiate pazienza, se qualcuno continua a parlarmi di squadra competitiva. Non è competitiva. Insigne lo devi sostituire con uno che è pesante, che si prende delle responsabilità in campo, uno pesante proprio. Boga è un ottimo giocatore, ma non è un leader. Boga è un giocatore straordinario. Boga è un giocatore straordinario, ma non è un leader. Non è un giocatore che entra nello spogliatoio e prende il posto di Insigne anche come leadership. Boga, palla a Boga, scambi, dribbling, forte come tiro, forte fisicamente, mi piace tanto, ma non è un giocatore pesante come lo è Insigne adesso, perché Insigne è un giocatore pesante in questo momento nello spogliatoio. Serve uno che, capito, nome, uno che magari viene da una squadra importante. KK capitano, prendiamo Boga, ci facciamo dare in cambio Di Marco e ci abbracciamo. Ah, tu dici Di Marco dall'Inter? Sai come ti rispondo? Bravo. Ti rispondo così. Ciao da Juventino, penso che se Mertens stava bene lo avrebbero anche venduto, ma per me attualmente è insostituibile nel gioco del Napoli e all'Inter potrebbe andare solo se vendono Lautaro.
Ah, tu dici Mertens? Sì, vabbè, però in questo momento Mertens non è più visto come vice Insigne. Mertens è diventato a tutti gli effetti vice Osimhen o seconda punta dietro Osimhen. È un paio d'anni che Mertens non fa più il vice Insigne. Capisco però che se Mertens in forma tu lo puoi mettere anche a sinistra come giocava prima, e quindi tu dici puoi rinunciare ad Insigne più a cuor leggero. Capisco il discorso. Su Mu a Roma la faccia più bella è stata di Zazzaroni quando la sera prima sì, l'ho vista, dico, l'ho vista. Parrebbe che Insigne sia a New York che suona lì il clacson, esattamente. E attenzione, Salvatore Iazzetta o Lazzetta con la L minuscola, questo non lo so. Parrebbe che si attenda solo la cessione di KK per rinnovare Insigne, che in gran segreto ha già l'accordo. Posso fare anche il calciomercato? Serve solo un po' di fantasia, amico mio. Ci sta, come discorso ci sta. Capito? Ci sta. Poi non vuoi dare un calcio ad un asse e digli di accettare i 16 milioni del mondo. Scambio Insigne a chi? Ah no. Se allo scicco viene il ciclo, allora lo prendono. Mario Rui parrebbe un terzino sinistro. Difficile trovare il sostituto adatto per l'importanza della figura Insigne. La Mela è andato, è stato venduto, mi pare. Te lo dirà qualcuno nei commenti, Antonio. Mi pare che è passato a un'altra squadra, è passato dal Tottenham a un'altra squadra. Ci prendi Bernardeschi, ma quello per questo poi 25 milioni, perché quello comunque è in scadenza, ma comunque ne parrebbe che ne valga di più. Il problema è la scadenza, e quindi grazie per il supporto, Salvatore. Mi devi ripetere se è Lazzetta o Iazzetta, Salvatore, che non voglio fare errori. Il vice Insigne è un as. Siviglia, la Mela, bravo, bravissimo Vincenzo. Voglio mettito like. Siviglia, bravo Fernando. La Mela a Siviglia, bravo Time. Spero non sia vera la notizia del ritorno di Maksimovic. A questo punto, Carlo, se non c'è altro, che dobbiamo fare? 4 ce ne servono. Quale altro nome si è fatto? Si è fatto il nome di Senesi e non si è mai affondato. Si è fatto il nome di chi era quell'altro in difesa fattibile che non si è mai affondato? Vabbè, noi parlammo di Fofana, ma quell'altro Wesley Fofana, non Fofana dell'Udinese. Cosa ne dici di Carlos Alvarez, attaccato argentino, 18enne? Valerio cerca questo nome su tutte le squadre del mondo su questo giocatore, e se stanno tutte le squadre del mondo, amico mio, non ce lo possiamo permettere, perché se è una stellina tipo Caio George, appena si è mossa la Juventus, noi non siamo stati più in grado nemmeno di pagare 4 milioni. La Juventus 1 milione, a noi ci hanno chiesto 20 milioni, allora 1,5 milioni per il prestito subito, poi te ne do un altro l'anno prossimo. Non abbiamo i rapporti. Questo è quello che dovete capire. Non è una questione di soldi, amici miei, faccio la SMR. Non è una questione di soldi, è una questione di rapporti. Non abbiamo i rapporti con le squadre importanti, con gli intermediari importanti. Non abbiamo i rapporti. Non ce la cagano proprio. Capite quello che intendo? Quello che ci manca. Di Marzio ha detto che il Napoli è sul terzino sinistro, un certo Mario Sruionso. Io vorrei Amrabat anche vendendo Insigne, ma le due cose non sono collegate. Cioè, tu vuoi vendere Insigne per prendere Amrabat? Mamma mia, stiamo proprio inguaiati, Nando. Inguaiatissimi. Se stiamo così a difesa va bene anche Maxi, come disse la donna di facili costumi, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Pau Torres mi piace da morire, ma piace a tutti e costa come minimo 40 milioni. Pau Torres non verrebbe a fare il quarto, verrebbe a fare il titolare. Pau Torres al posto di Manolas al 100%. Insegna della PSG a giocare con me, è tutto quanto. Bravo. Lucignolo. Si sente l'ASMR quando parlo vicino al microfono. A me Max non dispiacerebbe, comunque a zero ce ne sarebbero, parrebbe che ce ne siano a decine. Il primo che mi viene in mente è Caceres, ma magari anche qualche retrocesso.
paghi meno, che però comunque sono anziani, voglio sapere se valgono di più dei vari Luperto, dei vari Tonelli. Dov'è Tonelli? Riprendiamo Tonelli, perché parrebbe martedì. Ciao Tony, Bobotta. Parrebbe Salvatore Iazzetta con la I di Insigne. Perfetto, grazie amico mio, perché la I maiuscola spesso somiglia alla L minuscola e quindi io vado in difficoltà. Iazzetta, grazie mille. Ci servirebbe più un giocatore a vista che un attaccante? Sicuramente. Un giocatore che potrebbe sostituire Insigne nel spogliatoio della nostra vecchia conoscenza, James Rodriguez. Non lo so se James ti fa la botta, nel senso con il pubblico, è un nome che ti smuove il pubblico, è un nome che infiamma la piazza. Non so se nello spogliatoio è... Però o colombiano con Ospina, ecco che si potrebbero creare delle fazioni importanti. Comunque il presidente si sta comportando malissimo con Insigne, non è nuovo a queste cose, ricordiamoci come trattò Albiol. Va bene che non puoi permettersi, ma non parla, ma non dire cose in pubblico, capito? Il fatto dello sfottò. Nassa ci sono 27 anni, vedi. Quanti gradi? Mo si muore proprio, io sto col 30 gradi, feels like 36 fuori, sto con coso acceso e non sta funzionando niente. Tutino 5 milioni e 3 ragazzi andati a Lille. Quella è proprio una mistificazione, mistificazione. Bakayoko lo riprenderesti come ultima scelta? No, ma non perché Bakayoko io lo ritengo sempre un giocatore valido, però con questo schema che sto vedendo, con questa ipotesi di 4-3, con i centrocampisti che si devono muovere, Bakayoko lo prendi in mezzo, no, non me la sento. Parrebbe che Di Lorenzo giocherà 200 partite coprendo tutti i ruoli, esattamente. Questo Alvarez si dice sia l'erede di Messi, l'erede di Messi. Come è andata la finale? La finale è andata al Chelsea ai rigori, vince il Chelsea. È stata una bella partita, io mi sono divertito. Il Villarreal non è stato vittima sacrificale, ha tenuto botta fino alla fine, poi il Chelsea ha spinto tanto, qualche parata importante di entrambi i portieri, devo dire la verità. Ti spiace per Raul. Parrebbe che ADL stia pensando a un centrocampo composto da Donadoni, Benitez e Ancelotti. A prescindere dal ruolo mi piacerebbe avere un giocatore tipo Berami. Serve uno cattivo, capito? Però bello svelto. Aiuto, servirebbe un altro Demme. Diciamoci quello che è. A me Bobotta mi piace la preparazione che ha fatto un ritiro, 2 ritiri importanti, ci sta dimostrando di aver svoltato rispetto all'anno scorso. Servirebbe un altro Demme. Metti Bobotta, Demme e ci puoi mettere Zielinski vicino, oppure fai Bobotta, Demme e Fabian vicino, fai Bobotta, Demme e Elmas vicino, puoi fare Demme perché Bobotta non le può suonare tutte, Demme a centrocampo insieme, perché fa tutti e due i ruoli, fa sia impostazione che corsa. Servono 2 Demme, un Demme infortunato e quindi ne servono 3. Ha tenuto Bobotta, è vero. A questo punto spero che Jorginho prenda il pallone d'oro, difficile ma non impossibile. Anche io, Insigne non ha senso, ma ho paura comunque. Ma la paura è legittima, amico mio, quando poi soprattutto insistono con le notizie, dicono allora, perché? Perché non si parla di niente, se una notizia così clamorosa esce, gira, il nome gira, e i click aumentano, e se aumentano i click aumentano i soldi, e secondo voi io domani non devo fare il video pure io Insigne all'Inter? Non lo voglio fare, ma con cosa ma parla? Allora io al massimo, piuttosto che cavalcare la notizia, io lo faccio il video per smentirla la notizia e mi prendo delle responsabilità, perché poi se invece succede tutti quanti corrono sul video e mi pigliano per il culo e mi dicono hai visto, pagliaccissimo. Ognuno si prende le sue responsabilità, così. Maksimovic molto meglio di Bakayoko, almeno si muove forse. Anche lì entrambi sono 2 giocatori molto simili, perché hanno alternato entrambi ottime prestazioni a prestazioni indecorose.
hanno alternato entrambi ottime prestazioni a prestazioni indecorose. Si sono fermati Reich, arriviamo a 350, ma quanto ne mancano per 350? Vediamo se è possibile oppure me ne vado direttamente, perché comunque sto in online da 3 ore e 37 minuti. Parrebbe che Spalletti abbia detto che se Insigne va a Milano si mette lui a giocare come attaccante e farebbe anche i tiri a giro, ma in realtà Hincapié al Leverkusen, altro giocatore di cui si è parlato per il Napoli, ma Insigne all'Inter con Mertens, tutti e due se ne vanno. Io avevo previsto la notizia Mertens all'Inter, non avevo previsto Insigne all'Inter, avevo previsto Insigne ci ripensa il Barcellona dopo Messi, ed è uscita, su un blog è uscita Insigne il Barcellona di nuovo, ma avevo previsto Messi al Paris Saint-Germain, Insigne Barcellona, l'Inter pensa a Mertens, perché aveva più senso che Mertens fa pure la prima punta, fa pure la seconda punta, c'era stato già un rumor su Mertens aveva detto di no all'Inter in passato, avrebbe avuto più senso perché comunque un ingaggio alto ti liberi Mertens. Il Napoli li fa sti ragionamenti che Mertens non ci posso fare niente in futuro, però comunque Mertens non è integro e quindi niente da fare. Se Aouar vale veramente 25 milioni, vado a prenderlo io a Lione e vado ad accompagnare Fabian o a Barcellona o a Madrid, ma tu li accompagni e loro te lo ributtano nella macchina, amico mio, perché non so von pigliare. Speriamo. No, non mi piace. Osimhen non mi piace questo tipo di linguaggio. Hai sentito mai questo linguaggio qua? Non mi piace. Victor, James, Osimhen cambia registro, altrimenti non va bene. A fine mercato Spalletti vuole Vesino e potremmo tentare German Pezzeglia o Milenkovic. Milenkovic è un giocatore titolare, Luigi, non ti puoi comprare Milenkovic per fargli fare il quarto, è un giocatore potenzialmente titolare. Se se ne va Koulibaly devi prendere Milenkovic per capirci. Buonasera Valerio, prima se ne va Insigne e compagni e prima ritorniamo a tifare. Tu dici Insigne e compagni, cioè tutti. Mi sono sentito tradito per le ultime 2 stagioni nel profondo della fede, ben venga Boga al posto di Insigne. Marco, tu però stai parlando di una rifondazione di quelli che sono i senatori, io lo posso anche accettare, io l'ho detto più volte, il Napoli può rinunciare ad Insigne, il Napoli può anche decidere di prendere una decisione seria, importante, rinunciare a Insigne, il problema è che non ti devi far prendere per la gola, deve essere una decisione tua consapevole. Vuoi rinunciare ad Insigne perché hai un'altra idea importante, Pogba, ok, Insigne però capitano, passi la fascia a Koulibaly, resta comunque un senatore. O tu fai una rivoluzione vera e propria e li bandi via tutti quelli che si sono ammutinati, ciao, via, non potete stare in questa squadra perché restano le scorie. Ci può stare come ragionamento. Il problema è che non devi arrivare a scadenza che sei ricattabile e non puoi fare la stagione col contratto appeso, perché lo sappiamo le polemiche che arriveranno, i rumori, sapete. Venderesti Insigne se ADL prendesse Giorginio, ruoli diversi ma domanda stuzzicante? Sì, per il discorso che ti ho fatto prima. Metti a centrocampo un leader vero, al posto di Insigne però devi metterci un altro, però metti a centrocampo un leader vero che conosce la piazza e che è cresciuto anche tanto? Sì, senza dubbio. Fatemi sapere, ci vuole un Emiro, fatemi sapere a quanti like perché me ne vado. No, me ne vado veramente perché è tardi. Penso che piaccia, è l'unico che hanno su cui puntano veramente forte. Lozano non si tocca, chi vuole vendere Lozano? Osimhen alla Juve? Certo. 319, va bene, non ci arriviamo a 350. Polli, ti chiedo scusa, sono troppo stanco per arrivare a 350. 331? 321? La prossima Supercoppa europea si svolgerà a Gianmarco, non ho proprio idea. 319? Ma non ce ne frega proprio, ragazzi, va bene così.
non tutte le ciambelle possono riuscire col buco, evidentemente la gente teneva il che fare e non fa niente, sopravviveremo anche a questa. Io però mi sono divertito molto, mi sono divertito a guardare la partita, mi sono divertito a fare la telecronaca, mi sono divertito a vedere i rigori, mi sono divertito con voi in chat e dopo la partita, insomma, tutti i commenti, tutte le cose come al solito. Chiedo scusa per il linguaggio, come diceva nonno, qua per il Napoli ci vuole una bella benedizione, senza dubbio, amico mio, siamo con te, signori miei, vi bacio forte, scusate non riesco ad arrivare a 4 ore, ho finito la voce, forza Jorginho, forza Albiol, forza Napoli sempre, è stata una bella partita, non è finita, avrei voluto la vittoria del Real, non fa niente, speriamo che Jorginho si possa togliere un ulteriore sfizio perché se lo merita, e a voi dico che da New York Valerio Fluido è tutto, ci vediamo domani con qualche notizia magari su Insigne, fatemi telefonare ai miei uccellini, azzi piculieta. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.